Andiamo? Andiamo. Azzeriamo la musica perché altrimenti succede un macello. Un macello. Buonasera amici bellini, buonasera Roberto, Nightbot, buonasera Giuseppe, Walter, Francesco doveva studiare, amico, questo è un altro esperimento, perché come sapete io sono in fase di sperimentazione. Se voi mi sentite bene vuol dire che va tutto bene, se la musica si sente, gli ospiti stiamo sistemando. Questo è un secondo esperimento per capire se io posso andare live anche di pomeriggio e magari anche su piattaforme miste, il mio, come si dice, il mio Facebook, insomma vediamo un pochino e parliamo di questa cosa un pochino tutti quanti insieme, perché io non la vedo bene, non lo so, ma vediamo un pochino. Allora, Peppe Impero, Angela, Gennaro... Gennaro, esatto, Gennaro, tifoso della Roma, ti metto subito, boom, ti metto subito qua, perché ragazzi, non lo so, io non è che speravo nella Roma, però questo ti fa capire che loro il buon senso non lo hanno utilizzato. Grazie Giuseppe Cristiano. Ti vedo, sto anche vedendo le chat da tutte e due le parti, insomma, per capire cosa arriva prima, cosa arriva dopo. Non è facile fare queste cose live, ma ce la faremo, imparerò. Practice makes perfect, ricordate cosa dicono. A Torino si può perdere ciò che stona, è il punto in meno, lo so Fabio, esattamente così, esattamente quello che mi dà più fastidio. Adesso il mio babbo mi ha mandato un messaggio vocale che io se ascolto poi ho paura che dice parolacce, quindi evitiamo di ascoltarlo in live, ma insomma ho preparato uno screenshot dove leggeremo le motivazioni, perché loro si sono presi un giorno in più, il tempo che ci vuole per la sentenza, per il ricorso, perché voglio dire devono dare le motivazioni, no? Invece di dire respinto, accolto, ci devono dare la motivazione. E questo mi fa anche pensare, perché alcuni anche amici bellini dicevano ci mettono più tempo perché devono trovare i famosi cavilli, cavalli, chiavelli, no? E vediamo un pochino. Non aspettiamoci giustizia, ma una sentenza politica, dice Cane Pazzo. Lo so, amico mio, non lo so. Allora, quanti ne siamo? 53. State lasciando i like perché non vedo i like. Se non vedo i like, ma che cominciamo a fare? Ma per un fatto di tranquillità, no? Di algoritmo. L'algoritmo importante. Stavolta me la prendo più piano perché il mio mod mi ha cazziato che vado troppo veloce, non si capisce niente e poi mi stanco, e su questo c'ha ragione, quindi me la prendo più piano. Attenzione Lucio D'Amato, la botta subito di Lucio D'Amato. Grazie amico mio, lui è già amico bellino, abbonatissimo. Grazie amico mio. Cosa ne pensi tu? Facci sapere. Lo vedo male perché il confermato della Roma? Sì, Matteo, perché vi spiego, dai, siamo già abbastanza. Leggiamo un attimo la sentenza e vi spiego e vi dico la mia opinione al riguardo.
Il ricorso è infondato, si legge nel testo integrale della Corte d'Appello della FIGC. La stessa Roma ha ammesso di aver violato le regole non avendo inserito il calciatore di Avarà nell'elenco dei 25 giocatori inviato a mezzo PEC alla Lega, bla bla bla. L'utilizzo in una gara, spiegano la regola, ma che lo spieghi a fare? Lo sappiamo che comporta per la società responsabile la perdita della gara. Trattasi di un evento grave e la sanzione deve essere considerata usuale nonché espressamente prevista dall'ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista né dal giudice sportivo né da questa Corte. Non può peraltro giovare alla società reclamante, la Roma, il richiamo all'istituto dell'errore né al principio di buona fede. Allora, io perché mi sento, leggendo forse mi sento meno preoccupato di prima, perché loro dicono non possiamo attenerci alla buona fede, ok? Nel caso del Napoli, hanno confermato? Hanno confermato già? È ufficiale? Non è ufficiale? Hanno confermato? Ah, ok, appena arrivato. Io per questo dicevo non avevo questa cosa così e l'abbiamo fatta live, no? L'abbiamo fatta live. Io dicevo, leggendo questa cosa, non si può fare istituto richiamo alla buona fede perché loro hanno ammesso nel caso del Napoli non è una questione di buona fede, è una questione di legge che ti hanno bloccato. Ora tu vuoi continuare, ma il primo messaggio da Facebook. Questo è interessante, vedi, lo leggo da quest'altra cosa. Un caro saluto da Bagnoli e Fuorigrotta. Ciao maestro Salvatore Morra. Allora, ora andiamo al CONI. Esatto. Quindi praticamente live Nino Bertucci, anche della Roma, che ci sta anche, quindi anche noi confermato questa cosa qua. Io dicevo, e faccio un attimo la mia considerazione, poi vediamo i vostri commenti. Io dicevo semplicemente, mi pareva anche logico, no? Che se la Roma non aveva tratto nessun vantaggio dallo schierare uno perché avevano i numeri eccetera eccetera abbastanza, cioè poteva rientrare nei numeri giusti, c'è un errore in buona fede, ma non avendo tratto nessun vantaggio lascialo 0-0. Ora però capisco anche che loro dicono a livello di legge, io non sono un legislatore, quindi non lo so, non ne capisco di giurisprudenza, però capisco il fatto, passo col rosso, non traggo nessun vantaggio, non svantaggio nessuno, nel senso che non butto sotto nessuno, la multa me la fanno lo stesso, perché questo è il principio e quindi per questo loro confermano questa cosa qua. Per quanto riguarda il Napoli invece va proprio a cozzare con la questione della legge, perché il Napoli viene bloccato dalla legge e quindi non può, cioè se il Napoli doveva insistere e andare contravvenendo alla legge, la Lega Serie A non avrebbe fatto nessun problema, quindi si sarebbe giocato lo stesso, però il Napoli poi sarebbe andato incontro a sanzioni diverse da parte delle ASL, da parte dello Stato, non lo so nello specifico se si tratta di multe, se si tratta di strage colposa, del rischio che sta infettando quando noi ti abbiamo bloccato. Insomma, la situazione è leggermente diversa. Il Napoli poteva tranquillamente non andare, cioè non ascoltare la ASL e andare e dire voi non siete stati chiari nella prima email, noi siamo andati lo stesso perché non vogliamo perdere a tavolino. Non è stato così. La prima sentenza è stata così, il ricorso lo abbiamo perso e quindi non si potevano sconfessare, come voi mi state dicendo, e giustamente io adesso posso anche cambiare il titolo della live e la facciamo al volo. 3-0 confermato a tavolino per Verona Roma, lo faccio al volo, voi mantenetevi un attimo e vediamo se lo riesco a fare al volo senza distruggere niente, perché può essere pure che distruggo qualcosa, è pure probabile che distruggo tutto e salta tutto. Se è così, voi state buoni che io ritorno, non c'è problema. Sono cose che io cerco di aggiustare
È live, no? Ufficiale, perdita a tavolino e -1. Adesso ci cerchiamo la sentenza con le motivazioni e vediamo un pochino di leggerla insieme. Grassani non è, qualcuno diceva Grassani non ha mai vinto un ricorso, e io la storia di Grassani non la so, mi sembrava tranquillo lui al riguardo, ma non è così, non è andata così. Modifica titolo e descrizione, 3-0 a tavolino per Verona e Juve. Vediamo se me lo conferma questa cosa qua. Ricorso respinto. Vediamo se me lo fa fare, se lo aggiorna, non lo so, queste sono tutte cose, capito, che sto provando dal vivo non lo so se funziona. Allora, andiamo a leggere un pochino i vostri commenti. Ufficiale perdita a tavolino, lo so, solo così potevano vincere. Iscrivetevi da Sal. Iscrivetevi ragazzi, se qualcuno mi sta vedendo via Facebook per esempio, venite su YouTube e iscrivetevi al canale. Dario De Matteo per esempio, confermato, ma come cavolo si fa? Dario, lo so, ma qualcuno se lo aspettava. Io, ascoltando un amico che ne sa di giurisprudenza, mi ha detto il giudice sportivo non sconfesserà se stesso e quindi confermeranno la cosa. Dopodiché si dovrà andare al CONI, però poi ho paura che il CONI non può fare altro che confermare i punti e ci danno, perché qualcuno parlava di un indennizzo economico, e che ce ne facciamo l'indennizzo economico? Capito? È un po' così. Vabbè, vediamo un pochino. Allora, Grassani non ha mai visto in tutta la sua carriera, vedi, l'avevo letto Little Rabbit, sì. Buonasera Angelo, da notare che con il +3 Forza Napoli, da notare che con il +3 Juve, il -1 Napoli, la Juve sta comunque sotto di noi di 2 punti. E beh sì, questo va fatto notare perché insomma hanno cominciato maluccio con Pirlo, bisogna dire la verità. Noi abbiamo cominciato bene, poi abbiamo fatto lo scivolone col Sassuolo, però fondamentalmente il Napoli in campionato sta mantenendo una buona come si dice, una buona media. La Juve si odia non perché vince sempre, ma perché sul tribunale è sempre favorita. Edoardo, vaglielo a spiegare. Loro si sentono perseguitati. Dopo Calciopoli, è una roba che non ci si può. Se andavamo a Torino e schiattavano. Resto convinto di questo. Come la vedi al CONI, amico, non lo so, perché veramente non ne capisco niente. Io, se mi parlate di 4-4-2, ho studiato la materia. Riccardo, il grande Riccardo Damiani, grandissimo bassista e anche responsabile dell'area artisti della Marca Bass. Una citazione si può fare, non fa niente, anche se non sono un vostro endorser. Prima o poi quel piccolo octaver mi arriverà, amico mio, e forza Napoli sempre, perché io sono quello che mentre tutti i musicisti ti rompono i coglioni, io ti parlo di Napoli, ma queste sono cose personali, lasciamo perdere. Ho visto su internet, ma le motivazioni non lo trovo, mi sembra strano. Vabbè, ci vorrà un po' di tempo, adesso la notizia l'avranno ritwittata appena è uscita, probabilmente la radio ufficiale adesso sta facendo la cosa live. Io provo a vedere se ne trovo, ma vediamo un pochino. Confermato 3-0 tavolino Juve, e vediamo il primo che esce, ovviamente tutto sport. Resta anche la penalizzazione, sono tutti contenti. È arrivata la sentenza, quindi il verdetto di primo grado: la società ricorrente merita di essere, fammi vedere, questa potrebbe essere, vediamo un pochino, seguono aggiornamenti, facciamo lo screenshot e mettiamola in sovraimpressione, vediamo tutto sport che dice, quello è un giornale attendibile che non è mai di parte, quindi noi possiamo leggere, questi giornali dobbiamo leggere, non dobbiamo leggere il mattino, dobbiamo leggere questi giornali qua, vediamo un pochino, mi copro completamente perché dovete leggere bene.
dovete leggere bene. Allora, la società ricorrente, ovviamente penso si parla in Napoli, merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell'incontro Juventus-Napoli previsto per il giorno, oltre alla penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo invece indirizzato in modo volontario e preordinato la propria condotta nei giorni antecedenti all'incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l'ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità. Ragazzi, questa è una roba di una vergogna. Cioè, praticamente loro non solo cornuti e mazziati, non solo ci dicono anche siamo sleali, siamo scorretti e probità non la conosco, quindi non so nemmeno che cosa ci stanno facendo. Cioè, loro insistono sul fatto che noi non volevamo giocare, che avevamo paura, ma ci rendiamo conto questo processo all'intenzione. La motivazione è che noi non volevamo andare. Cioè, non considerano l'impossibilità oggettiva, cioè l'ASL che ti dice te sta a casa perché hai il potenziale focolaio, insistono a dire che io voglio sperare che questa scritta qua sia stata riportata male da tutto sport, perché altrimenti qua veramente se De Laurentiis andrà fino in fondo, credetemi, andrà fino in fondo, e se non lo fa io smetto di tifare Napoli finché non se ne va De Laurentiis. De Laurentiis deve andare fino in fondo, perché alla fine tutto questo nel dissing tra i tifosi viene a noi. Loro hanno le ville, loro hanno i soldi, non se ne fottono un cazzo della dignità di una tifoseria. Nel momento in cui De Laurentiis non va fino in fondo a toglierci i paccheri dalla faccia, io non posso sentire i tifosi cretini che dicono siete stati sleali, avevate paura. Non è possibile, non lo ammetto. Allora De Laurentiis deve andare fino in fondo, non me ne fotte proprio, rischiamo la Serie B, preferisco andare in Serie B, cosa che non avviene ovviamente perché non c'è nessun protocollo che è stato violato, come hanno detto e come invece adesso si sta dicendo della Lazio. Nel momento in cui diranno questa cosa qua e andiamo incontro a pene più severe, non fa niente. L'importante è che non passi questo discorso e questa narrativa vergognosissima, dove praticamente si accusa l'intenzione, quando poi anche col Bologna abbiamo dimostrato l'aereo non parte, c'è un problema tecnico, si parte il giorno dopo e si può partire. E abbiamo dimostrato tecnicamente che gli aerei da Napoli a Torino, un charter a volo, si poteva prendere in 2 ore e stavi là. Quindi se l'ASL perché il Napoli ha insistito a chiedere ma siete sicuri? Guardate che noi avevamo partito, se no chi ce l'avevano 3 punti, ce l'avevano 4 punti. No, niente, purtroppo è così. E allora loro continuano a non considerare la prima PEC della ASL come uno stato di fermo, che così era. Fatemi togliere questa cosa perché sto perdendo il senno. Allora, visto che adesso stanno venendo tutti i pagliacci, no? Pagliacci che state qua, io non banno nessuno, nemmeno i moderatori non ci stanno nemmeno, non banno nessuno, vi renderete ridicoli da soli e vi risponderanno stesso i miei subscriber, perché io ne ho parlato fin troppo e non devo ripetermi, io non posso perdere la voce a ripetere le cose come sono andate per filo e per segno. Se avete intenzione di sentire l'altra campana, io le ho sentite le altre campane, sono andato a sentirle, le ragioni dei tifosi della Juve, degli altri youtuber, tutte stupidaggini e fake news una dietro all'altra, e Mertens è andato a cena e Zielinski andava da tutte le parti, tutte stupidità, tutte cose roba e passa la narrativa perché nessuno li smentisce, perché il Napoli era in silenzio stampa, giustamente. No, ma adesso De Laurentiis si deve far sentire perché non esiste proprio. Non banno nessuno, amico mio, no, fateli parlare. Sono più spettatori, vedete? Mettete, voi ragazzi però, voi che siete sulla live, che siete gli amici bellini, mettete il mi piace, perché qua arriveranno i non mi piace, allora dobbiamo combattere, non lo ammetto,
perché adesso tutti i juventini metteranno i non mi piace, siete dei pagliacci, avevate paura, niente di meno, voi pareggiate con Crotone, pareggiate con Verona, pareggiate con la Lazio, non siete capaci di mantenere una partita in piedi sull'1-0, fate ridere quest'anno, vi rendete conto che fate ridere, poi dopo le recupererete, qualora ce l'avessero fatta rigiocare, sareste stati in grande... Vi sareste tolti lo sfizio di batterci sul campo, ma vi rendete conto di quanto siete scemi pure, che non ci arrivate, che nel frattempo Pirlo si impara un pochino ad allenare, e dopodiché quando ci incontravate sul campo potevate anche vincere, e invece no, a tavolino, perché siete ridicoli e vi servono talmente sti 3 punti e siete dietro in classifica. Non vi vedo. Dove siete? Non vi vedo. Siete dietro in classifica con 3 punti regalati e noi con 1 punto in meno. Basta. Allora, calma, ci calmiamo un attimo, perché non possiamo certo farci prendere dall'ira, è sempre un gioco, è solo un gioco. Giustamente ragazzi, adesso i messaggi stanno scorrendo veloci e... e praticamente vedi Antonio Fusco sa come rispondere, basta mettere punto esclamativo Juve e i juventini stanno tutti qua perché lo juventino giustamente Cadda no, ma venite, io vi voglio bravo, come dice Francesco Langella, VVB invece di TVB, perché di solito uno alla volta venite. C'è pure mia madre. Ragazzi, mamma, stai tranquilla che non mi sto prendendo collera. Stai tranquillissima. Aspetta, sta scappando il messaggio. Sta scappando il messaggio di mia mamma. Voglio che tutti quanti salutiate mia madre. Dove stanno? Ah, non te lo posso perché mamma ha messo giustamente solo un emoji e non lo posso. Dite ciao mamma. Però la mamma giustamente non lo legge perché lei non è su YouTube in questo momento, è su Facebook. Vabbè, le mando un bacio io così. Allora. Vediamo un pochino. È vero, se il Napoli fa ricorso, fammi leggere. Sono talmente tanti messaggi che faccio fatica ad acchiapparli. Ho preso uno al volo. È vero che se il Napoli fa ricorso di nuovo rischia altri punti di penalizzazione? Non credo proprio, Lori. Non so a livello di regolamento, ma non credo. I punti di penalizzazione si danno solamente se tu non vai a giocare o se fai un illecito tipo il fatto di Diavara. I punti di penalizzazione non si danno. Però Luca Delise, che scappano i messaggi, siete troppi, devo mettere la chat lenta. Ho capito, devo mettere la chat lenta, se no non riusciamo così. Salomone, sei un C come tutti i juventini. Forse c'è qualche Salomone. Salomone, tra l'altro, era pure il film di Totò. Questo Salmone, chiamatelo Salmone, questo Salmone a me non mi convince. Vacchi, l'avvocato Vacchi. Grazie Luca, prima di tutto, sempre per il tuo supporto. Non scendete al loro livello, vi consiglio, perché loro pagliacci, insultano, napoletano e tutte queste cose qua. Credetemi, se volete bene a me, vedi, ciao mamma di Valerio, ciao mamma amore, vedi mammina, che mi vogliono tutti bene. Se mi volete bene come Caffè Napoli 1926, come Valerio Fluido, lasciateli stare, loro fanno numero, va benissimo, vuol dire che il canale sta crescendo. Io sono un piccolo youtuber da 3.000 iscritti e faccio a volte più visite di youtuber che ne tengono 15.000. Perché? Perché sì, perché Ndring tendrà. Allora andiamo a vedere Lino Bailon, vedi che mi stavo perdendo delle cose assurde, la pera che si gira intorno e che c'è la famosa pera. Ciao Lino e grazie per il supporto, grazie per l'adorazione. Addirittura Pasquale Brigante Cozzolino da Facebook, Graziani numero 1, non ne sbaglia una. Graziani, mo tu che intendi?
Graziani che è il nome della cosa, perché poi non ho seguito. Allora, avvocato Grassani stamattina a Calcio Napoli, qualora la decisione dovesse essere confermata, il Napoli non mollerà, andrà sicuramente al CONI ed eventualmente al TAR. Ragazzi, questa storia ce la porteremo fino in fondo e io sono d'accordo, sono d'accordissimo, perché la sentenza, per come è stata scritta, è di una vergogna. La realtà, l'ordinamento sportivo, la correttezza, la lealtà. La lealtà, una squadra che praticamente i giocatori, l'ultima partita, non lo so se voi l'avete visto, il Quadrato che si dà uno schiaffo da solo e cade a terra, Dybala che simula ad ogni azione, la lealtà, Luigi Della Vecchia, quanto ti voglio bene, però bravo, stiamo attenti che fai così, amico mio, perché già sai, ragazzi, Luigi Della Vecchia dice questo e io ve lo devo mostrare da questa parte per motivi legati a YouTube. La vedete? Donate a quest'uomo. Grazie Luigi, tu lo fai sempre e io non lo dimentico assolutamente. Allora, sto perdendo tutte le chat, sto perdendo tutte le cose, ma è di una vergogna. Sto talmente incazzato. Io volevo fare delle ipotesi, invece è arrivata subito. Mannaggia miseria, mannaggia. Allora, Luigi espulso. Sta usando l'emoji, voi la vedete, l'emoji dell'arbitro. Il TAR non si può fare niente per il ricorso, sentenza TAR è solo per questioni amministrative. E infatti questa è la paura mia, è la paura che si va al TAR e ci danno un rimborso e noi i punti comunque l'abbiamo persi. Però almeno la giustizia ordinaria ci dà ragione e non ci possono chiamare sleali. Questo è importante per me. Loretta, fratelli napoletani hanno fregato un punto a noi romanisti. A voi 2 punti, vabbè, un punto sì, perché voi avete pareggiato sul campo e regalati 3 Juventini, ma che Chavon, ma che vanno cercando ancora sti ladri Napoli e Roma uniti contro il Nord. Guarda Loretta, io lo spero, io addirittura sono casi diversi e va bene, ma mi farebbe piacere quasi riorganizzare un gemellaggio. Io farò una live con Asso di Roma presto, uno youtuber romanista straordinario, è un personaggio incredibile che conoscono tutti. Vorrei quasi riorganizzare un gemellaggio, perché veramente alle volte mi sento assediato dal Nord che praticamente fa cose veramente ai danni dei più deboli e quando parlo dei più deboli veramente non parlo solo del Napoli, parlo un po' di tutte le squadre. Se voi andate a vedere la partita, se voi riandate a vedere il video di Gerardo Marino della partita contro il Bologna, ragazzi, io un arbitraggio del genere non l'ho mai visto in Serie A. L'abbiamo vinta e non se ne parla, ma era meglio perderla ed esporli questa roba schifosa. Poi dite che noi piangiamo, ma voi vi rendete conto? Ma basterebbe vedere quella partita, tutti i falli chiamati al contrario, Osimhen viene tirato a terra, Koulibaly viene tirato a terra, quelli chiamano il fallo di mano di Osimhen senza considerare il fallo da rigore. Mamma mia, munizioni che non volavano, espulsioni non date. C'è ancora il CONI, sì. C'è prima il CONI e poi il TAR, ma il CONI comunque è roba sportiva, io non lo so, perché purtroppo mi serve il mio amico Brewer, che invece in questo momento si starà studiando la sentenza e quindi ci farà sapere, farò un video dedicato apposta ed è così. Quando il calcio serviva ad unire e non creare scontri e dividere persone. Esatto, amico mio, esatto. Esattamente. Attenzione, vedo un'altra donazione che sta arrivando. Luca Delise è on fire, letteralmente di fuoco. Luca Delise, mostriamola, fatemi leggere. Eccolo qua, perdi tempo in chat napoletana quasi come la Juventina Champions. 0 titoli, forza Juve che siete del... Io non ripeto le cose, le parolacce, ma ti do ragione. Basta scrivere esatto come stanno facendo gli amici. Basta scrivere così, ragazzi. Quando loro dicono qualcosa, voi scrivete punto esclamativo Juve.
se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Ecco, anche, vedi i non mi piace che aumentano. Lasciate un mi piace, ragazzi, lasciate un attimo un mi piace a volo, perché bisogna riflettere su questa cosa qua. Non si sente, bella e buona. Bella e buona, non si sente, non ho cambiato niente, si dovrebbe sentire. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Si dovrebbe sentire tutto. Sì, mi sentite. C'è stato un momento di panico per i troppi messaggi arrivati. Questo è stato. Questo è stato fondamentalmente. Avevamo paura di vincere 4-0 con gli Juventini. Niente, non riesco a prendere i messaggi perché siete troppo veloci. Vabbè. Walter Russo. Se a questo punto io ritorno a fare gli screenshot, ma che devo fare? Troppi, troppissimi. Oppure devo mettere la chat lenta, oppure devo passare a StreamYard. È l'unica. Si sente ora, va bene. Devo farmi un altro account per mettere live? No, amico, non ti preoccupare, uno basta e avanza, perché siamo di più e meglio. Se li tenessero sti 3 punti fetenti, dice l'amico Giovanni Sieri da Facebook. È stato un attimo, va bene. Pensiamo al campo, dice Angelo Nozzolino, e sono d'accordo, ragazzi, perché noi comunque, secondo me, quest'anno, secondo te viene penalizzata la Lazio? Non ho studiato il caso, amico mio, e quindi non lo so, però là si parla, se si parla di cattiva fede, cioè di roba fatta apposta, e allora sì, perché bisogna capire se Lotito sapeva e non sapeva, perché ho sentito una dichiarazione di Lotito che diceva una roba un po' discutibile, quel Covid è come la vagina, anche nella vagina ci sono dei microbi, ma mica ti danno le malattie. Insomma... Sì, Luigi. Valerio, parliamo della prossima partita, non rispondete più così si scocciano e se ne vanno. Ragazzi, anche sì, nel senso che a me fanno numero, eccetera, eccetera, però ci rompono anche un pochino le balls, perché poi se troppi messaggi uno dietro all'altro, stupidaggini, e possiamo parlare. Ma in realtà, essendo la prossima partita un pochino lontano, è difficile parlare della partita. Voi l'importante è che voi, ma per essere noi uniti, iscrivetevi al canale, per favore, se siete nuovi, perché io lo so che questa live ha attratto parecchia gente nuova. Se siete juventini, non iscrivetevi, non ci servite, non avete... Poi quelli là che invece juventini che parlano, perché ci sono anche degli esempi fulgidi di persone normali che parlano, che ragionano, e io quegli juventini là li mantengo, li commento e li rispondo ai loro commenti perché sono persone serie e preparate. Quando invece scrivono Napoletane, sei un pagliaccio, la Serie B, vabbè, la aspetto una volta, la seconda volta dico TVB, la terza volta vi mando a cagare perché io non campo di YouTube, mi vanno bene 3.000, arriviamo a 5.000, vi faccio i regali, a 5.000 io regalo magliette e tazze, dovete sapere, per quelli che non conoscono, che non sono amici Bellini ancora. Mi bastano 5.000, io non campo di questo, campavo di musica, poi prima o poi la musica ritornerà e quindi va bene così. Poi mi iscrivo all'ordine dei giornalisti e quando qualcuno non fa la domanda giusta, io fake news e intervengo. Così devo fare. Allora, vedi? Ne leggo uno tranquillo. Fammi vedere se si può leggere, se lo riesco a installare. Ciao, da Juventino mi dispiace che non si sia giocata, ma onestamente è stata sollevata una polemica inutile per 2 giocatori positivi. Allora, la polemica inutile non è per 2 giocatori positivi perché tu non puoi non considerare, e che stiamo calmi, se la metti così io ti rispondo con calma, non puoi non considerare il Genoa con cui avevamo giocato prima, dove è uscito un focolaio di 20 giocatori che uscivano uno dietro all'altro. Allora noi serviva il tempo di incubazione, perché abbiamo capito, siamo tutti virologi oramai, serve il tempo di incubazione, oltre a Zielinski e poi è uscito Elmas e poi si aspettavano altri, per fortuna non sono usciti altri, ma bisognava considerare questa cosa qua e l'ASL ha considerato questa cosa qua, purtroppo.
L'amico Pixel mi onora di una donazione. Gazzo. Ora deve tenere concentrata la squadra dai fatti esterni. Pixel, sì, sono d'accordo su tutto questo punto di vista e non ho dubbi che Gattuso è quello. Non voglio sentire discorsi sugli arbitri, non voglio sentire parlare, concentrati sulla palla, concentrati sulle questioni di campo. Chi non è concentrato e si fa delle gran passeggiate, scusate il ruttino, se ne va in tribuna. Quindi solamente quelli mentalizzati e concentrati giocheranno. Adesso ci sta la sosta, qualcuno è andato in nazionale, le ASL stanno bloccando giocatori delle nazionali, nella Roma è uscito pure Kumbulla, chi altro è uscito positivo. Stanno uscendo positivi ogni giorno, in ogni squadra, e non li mandano in nazionale. Allora qualcosa ci sarà. Le ASL avranno competenza o no? Roba da matti, roba da matti. Lasciamo stare, con la partita persa a Torino un punto in meno, siamo secondi, quest'anno ci divertiamo noi. Grazie Marco, sì, riportiamo il discorso su questa cosa qua. Riportiamo il discorso su questa cosa qua, che finora il Napoli ci sta convincendo. Per la prima volta abbiamo una rosa molto molto competitiva. Non dobbiamo fare un turnover troppo esagerato, se non lo facciamo esagerato e mettiamo qua e là degli aggiustamenti durante la partita. Secondo me non dobbiamo parlare di scudetto mai, però secondo me ci divertiamo, secondo me ci possiamo divertire. E io quando vedo Lozano che sta in forma e scappa sulla destra e la mette al centro, Mertens gli fa il movimento e se ne porta due, e Osimhen intelligentissimo se ne va sul secondo palo a schiacciare di testa, io mi diverto. Lasciate un like per Osimhen, che noi napoletani possiamo chiamare Osimhen, ma in realtà la pronuncia è Osimhen, lo ha detto il fratello. Se il fratello lo ha detto, vuol dire che tutti i telecronisti di Sky, che sono disonesti, punto esclamativo Sky, devono chiamarlo Osimhen. Noi possiamo chiamarlo Osimhen. Loro devono chiamarlo Osimhen. Giada e basta. Noi napoletani siamo il top. Devo essere d'accordo con te. Gaetano Amato, grande Valerio, sono Gaetano da Reggio Emilia, mi sono appena iscritto al canale, benvenuto amico mio. Benvenuto, ci stanno un sacco di amici da Pavia, dal Trentino, da Verona, dalle Americhe, dalla Germania. Veramente sta diventando un canale internazionale. Io sono da New York e rendiamo tutto più internazionale. C'è un comando per Victor, non l'ho ancora fatto, ma lo farò, amico mio. Non lo voglio fare adesso perché siamo talmente in tanti che secondo me scoppia tutto. Ma voi lasciate qualche altro mi piace perché fa piacere all'algoritmo e magari vengono più juventini a dire stupidaggini, perché dicono stupidaggini. Poi ragazzi, la maggior parte di voi sono maggiorenni vaccinati, si diceva maggiorenni e vaccinati. Attenzione Luca De Lise, ti becco al volo, stavolta non mi scappi. Grazie Luca De Lise, sempre, tu sei un pazzo scatenato con queste donazioni. Non abbiamo giocato per i successivi 22 positivi, ce la fate a capirlo? Adesso l'ASL blocca le squadre per nazionali, come la mettiamo? Luca, non lo vogliono capire, fanno finta di non capire, questa è la verità. Comunque, dicevo, lascio questo, mentre parlo, lascio questo qua. Boom. No, non è scappato. Boom, questo qua. E beh, un po' di ironia ci può stare. Comunque, dicevo, a volte i commenti che uno si piglia collera e dice ma com'è, non capisci, non lo sai fare, sono i bambini. Noi dobbiamo anche pensare che su YouTube libertà di parola a tutti, bambini di 13, 14 anni, 15 anni. Io non posso pensare di mettermi a ragionare, io tengo 37 anni, io non posso mettermi a ragionare con un bambino di 14 anni che dice siete scarsi, avevate paura. E che c'è? A lui gli devo mandare Matti il biondo. No, come un riccio. La voce di Matti il biondo è Matti il biondo può rispondere a lui, ma non io. Io rispondo solamente a quelli là, come ha fatto lo Juventino, così, che dimentica il focolaio Genoa. A lui con calma rispondo, perché si può rispondere a tutti quando meritano una risposta, altrimenti no, altrimenti
mi tranquillizzo. Dario Sellini, ma scusami, come la prima hanno aspettato il come dirlo di una sentenza già annunciata, la messa in scena solita. Bisogna uscire fuori dai canoni sportivi, via al TAR per avere una giustizia imparziale. E così anche il fatto del ritardo mi sembrava di... Poi l'hanno fatto insieme Roma e Napoli per non fare a Roma diamo la sentenza subito perché loro hanno ammesso la colpa, quindi questo per noi ci basta come cavillo per dire che devono essere protestati. A noi dovevano scrivere bene il fatto della slealtà. Siamo sleali. Siamo stati sleali perché non volevamo andare. Guardate, ma questi hanno fatto veramente una sentenza sull'intenzione, su un aereo, come si dice? Un aereo prenotato che è stato disdetto. Hanno fatto una sentenza su un aereo disdetto. Si è mai visto? Non si è mai visto. L'aereo lo prendo il giorno dopo, perché continuano ad andare in contraddizione, perché dicono la prima email non mi sembra, dice Mastandrea, la prima email non mi sembra che vi bloccava veramente, la seconda sì. E allora se la seconda sì, basta la parola dell'ASL che ti deve dire la prima email, bastava. Noi poi dopo aver ricevuto chiarimenti, richiesta di chiarimenti, abbiamo insistito e vi abbiamo detto va vita sta a casa. Ma più chiaro di così. Ma più chiaro di così, ma come la devo mettere? Perché non siete venuti paura, Vedi? Leggo qualcuno, poi non lo so se è gente nostra che sta sfottendo, eppure ci sta. Abbiamo no, sentite? Capelli. Abbiamo contagiato apposta Zielinski, buon Walter, dice abbiamo contagiato apposta Zielinski perché avevamo paura e quindi abbiamo fatto noi il focolare. Non ci credo male da tempo, ma il Napoli mi fotte e mi fa credere al calcio. Come devo fare? Dario, lo so. Il buon Sellini. Elpidio, benvenuto. Valerio, dobbiamo. Fai un messaggio totale perché altrimenti così, se li dividi, non riesco a leggerti. Allora, vediamo un pochino. Siete tanti. Noi avevamo paura di vincere 4-0 con i Juventini, ma per piacere tutti i pagliacci Juventini sempre aiutati. Questo è. Ho paura di Frabotta e Portanova. Che poi, ragazzi, non è nemmeno questo. Non è nemmeno la squadra. Che la squadra loro ce l'hanno, figurati. Hanno i top player, hanno gli specialisti. E che sono veramente, l'inizio di stagione, sono veramente in confusione. Loro il 3-4-2-1, il 3-4-1-2, sì, però vogliamo attaccare a 3, però poi ci difendiamo a 4. Pirlo l'hanno chiamato maestro prima che prendesse il patentino di allenatore. È una cosa grave. La situazione di Suarez l'hanno fatta passare in cavalleria che nessuno ne parla più, ma quella cosa è di una gravità inaudita. Ma veramente ci stiamo dimenticando che a chi l'hanno telefonato e hanno detto Suarez ha da passare l'esame, deve parlare benissimo perché noi ce l'abbiamo accattata. Poi vengono meno perché si scopre che le intercettazioni stavano uscendo. Compriamoci Dzeko subito. Il Napoli non vende Milik alla Roma, Milik non vuole andare. Compriamo Morata subito, la cosa di Suarez deve passare in cavalleria. Io mi devo sentire la predica da questa gente qua. Noi siamo scemi, noi non siamo sleali e disonesti, noi siamo cretini, perché dovevamo dire no all'ASL, dovevamo far finta di niente e dire c'è il protocollo del calcio, noi andiamo a giocare e dovevamo distruggerli sul campo. Siamo scemi noi. Ragazzi, ascoltate il moderatore perché se poi fate il copia e incolla io vado in difficoltà. Prima o poi vi leggo tutti, ragazzi, non vi preoccupate. Siete tanti, se lasciate il like è più facile che vi leggo perché l'algoritmo di YouTube funziona così. Forza Milan, eppure ci sta Pierpaolo, perché no? Il Milan sta facendo un grande campionato e ce la vedremo noi due alla prossima, al ritorno, e sarà una bella partita. Spero sarà una bella partita. Spero che Dela faccia succedere il casino seriamente. Lexa, ti devo chiamare Lexa Wood o Blackpink?
Lexa. Vedi per esempio Fabio Baruffi, Napoli è famosa per la legalità, qua ti banno. Marat banna, perché quando entri, quando fai, non è nemmeno questione a questo punto di, come si dice, di parolacce, eccetera, eccetera. Quando fai il pregiudizio e quando fai il razzista di merda, te ne vai a fanculo. Te ne vai a fanculo. Marat banna Fabio Baruffi, subito, immediatamente. Non accetto. Non accetto, non accetto razzismo, le volgarità capisco, alle volte escono anche a noi, te le fanno uscire di bocca, lo sfottò ci può stare, napoletano, ok? Il razzismo di merda te ne vai a fare in culo, su questo canale non ci stai, mi dai fastidio fisico, via, via. Moira, me lo ricorderò, cercherò di ricordarmelo, la mia memoria non è delle migliori. Alziamogli la Supercoppa in faccia, gli abbiamo già alzato la Coppa Italia in faccia e qualcuno fa finta di stare insomma, di non ricordarselo. Pensa ai dopati, scudetti, rubati, arbitri rinchiusi negli spogliatoi, passaporti, ballerini, quindi stai muto. Ragazzi, ma hai capito? Cioè, se noi cominciamo a sciorinare, non la finiamo più. Veramente non la finiamo più. Quindi va bene così, andiamo avanti. Io penso che siamo più contenti. Un'altra cosa che vi devo dire, io da quando ho cominciato a fare i video su YouTube ho cominciato a guardare anche gli YouTuber delle altre squadre per capire come si fa, alcuni lo fanno molto bene, eccetera, eccetera. Quando tu vai nelle YouTube, per esempio, dei Juventini e vedi i commenti, loro non sono contenti della squadra, loro non sono contenti di Paratici, non sono contenti del mercato che fanno, si sono scocciati di vincere sempre il solito scudettino, poi vanno in Europa e fanno brutte figure, loro non sono contenti, quindi ragazzi, credetemi, vale di più un 91 punti fatto con Sarri all'epoca di noi, dove abbiamo vissuto un sogno per un anno intero e ci siamo arrivati vicino così e poi è finita come è finita, che 3 scudetti loro che non sanno neanche loro, senza avversari, qualcuno si scansa, qualche decisione arbitrale discutibile, e io dico discutibile, non si divertono e poi non abitano a Torino questi juventini, quindi non scendono in piazza a festeggiare, non si divertono nella stanzetta, stappano uno di quelle bottigliette di Capodanno, così. Leggete, questo ve lo leggete voi, non lo devo nemmeno dire io. Non lo devo nemmeno dire io. Ma sto tavolino, il cartellino, quanto è costata la Juve? Oppure prestito con diritto di riscatto? Se non fosse mai successo la vicenda Calciopoli, non ci rompereste i coglioni per qualsiasi cosa. Basta. Se non fosse mai successa la vicenda di Calciopoli, non ci rompereste i coglioni per qualsiasi cosa. Basta. Luca, prima di tutto la vicenda di Calciopoli è successa e quindi te la devi tenere. Giustizia ordinaria. Gente che è in galera, gente radiata, quindi non esiste. Ma poi dobbiamo tornare indietro nel tempo, quando io non ero ancora nato, e parlare di Turone e parlare di altre cose che ho sentito dire. È un fatto storico. Ricordo un articolo di giornale, quella volta che la Juve retrocesse e andò in Serie A, che finiste tipo ultimi in un campionato nel 1930 e vi lasciarono in Serie A, fecero dei casi. Non mi farà andare nello specifico di cose che ho sentito solo per sentito dire. Io parlo solo delle cose che ho vissuto io, che mi ricordo. E la fortuna vostra è che io ho una memoria di merda, ma la sfortuna vostra è che io ho cominciato a fare i video. E quando io faccio i video tengo tutto documentato e posso richiamarli. Sì. Va bene, vedi come aumentano i non mi piace? Vi voglio proprio bene, ragazzi. Mi state aiutando con l'algoritmo. Quest'anno, oggi succede il botto. Oggi il mio canale di YouTube spacca. Oggi spacca, lo so già. Pasquale della Marca, un nome che sta scappando. Vedi, Napoli merda 38 su K. Vedi, anche controllate anche il live stream, controllate anche il live streaming. Io clicco su Pasquale della Marca e esce Napoli merda. È una roba che non si può spiegare. In Italia non esiste giustizia ordinaria, figuriamoci quella sportiva. Pasqua hai ragione, come già fa.
Come si può fare? Come si può fare? La sentenza è veramente aberrante. Mario Pugliese, Gattuso deve essere bravo a far sentire il rumore dei nemici. Questa sentenza può essere il propellente nucleare per questa squadra. Lo spero tanto, Mario. Lo spero tanto perché veramente adesso dobbiamo dimostrare. Noi siamo stati noi siamo quelli che psicologicamente fragili, no? Quando mancano gli obiettivi, quando succede qualcosa, siamo mutinamento, quindi noi siamo molto fragili mentalmente. Se Gattuso riesce a tenere le redini dello spogliatoio in mano, può sfruttare questa cosa al contrario. Gattuso, guarda, voi dovreste, voi che dite ancora la paura, se mettete in dubbio la parola mia, vabbè, ma se mettete in dubbio la parola del campione del mondo Gattuso, la parola dell'allenatore Gattuso e la parola dell'uomo Gattuso, che è incontestabile. Se Gattuso dice il più incazzato sono io perché volevo andarlo a giocare perché Pirlo sta in difficoltà, perché poi si aggiusteranno, voi dovete ascoltare a Gattuso, non dovete ascoltare nemmeno a me. Non dovete ascoltare nemmeno a me. È una roba che non si può accettare, non si può accettare. Valerio, secondo te è un caso se non ci fischiano né falli né rigori? Qua mi puzza di Lega. Amico mio, non voglio andare ancora là mentalmente, però lo abbiamo visto dopo Mertens a Firenze, sono capacissimi di farlo e insistono nel andare a vedere, richiamare a volte sì e a volte no, e quindi i sospetti ti vengono, i sospetti te li togli solamente quando tu parli, quando tu arbitri invece che ti segue quello delle Iene, invece di scappare parli, e là mi togli qualche sospetto. Ma in NBA o in MLS non succedono queste cose, queste brutte cose. La NBA, anche più importante, e i Lakers non si sono comprati i titoli. Altra mentalità, Chris Hayes, altra mentalità. Lo sport si insegna al college. Nel college tu se non sei bravissimo a scuola, non hai buoni voti, ma sei bravo nello sport, vai avanti e ti danno dei premi, ti pagano l'università se sei bravo nello sport. Lo sport, come lo show business in America, è considerato una cosa importante, serissima, una cosa serissima. C'è da lottare il doppio. Gennaro, alla fine quest'anno stanno talmente indietro che noi dobbiamo vedere se l'Inter recupera e se il Milan regge. Dopodiché loro ritorneranno. Buonasera alla stanza, è arrivato il mio mod, quindi statevi attenti. Il mod 613 non ne fa passare una. Decide lui, io faccio decidere a lui. Lui sa, se insultano lo sfottò ci può stare, le parolacce no, il razzismo assolutamente no, quindi si banna assolutamente. Ma ci rendiamo conto che parlano perché gli brucia che stanno dietro. Ragazzi, se noi vinciamo col Milan andiamo primi a pari punti e loro non si riescono a rassegnare. Armando, è vero, è vero. Il discorso è la narrativa, capisci? Il discorso che mi dà fastidio, io volevo parlarne tranquillamente e non ci sono riuscito perché purtroppo ho trovato la sentenza. Attenzione, fermi tutti, non mi può scappare questo messaggio. Arrivo solo ora, my friend, avevi dubbi? No, perché tu me l'avevi detto. La mafia non sconfessa se stessa, la sentenza è un monito mafioso. Si deve andare avanti a tutti i costi. Esatto, Brewer non parla a caso perché Brewer è nel campo della giurisprudenza, quindi lui ha analizzato la prima sentenza, in questo canale l'avevamo già detto, ci aveva già detto come sarebbero andato e ci aveva già detto che questo primo ricorso lo avremmo perso, quindi quando Brewer parla io ascolto e mi metto là, ascolto, e già ce l'aveva detto. Ora però io chiedo a Brewer, ci sarà prima il CONI e poi il TAR, giusto? Il CONI è anche lui parte della giustizia sportiva o no? Luca De Lise non si ferma mai, tutti gli insulti ai juventini li blocco. Li blocchi stessi tu? Pure fai buono, perché così non li vedi e non ti disturbano. È vero, perché li puoi bloccare stesso tu, li nascondi, sì. Io veramente non lo posso fare perché è un macello con tutte queste finestre aperte, però. E comunque, Salamo
Ah, Salamone, ok, è uno di quelli che insiste con le pere, vabbè. Cioè uno che sta esultando per... ve lo ricordate l'immagine di quello che praticamente sullo stadio da solo, senza giocatori, che faceva 3-0 così? Quella è l'immagine dello Juventino contento per il 3-0. Sei andato allo stadio, ti avevano dato un biglietto gratis, perché all'epoca erano i mille persone date gratis con gli sponsor. Sei andato allo stadio, sei andato a prendere la pioggia e stai esultando perché non hai visto niente, perché vincere è l'unica cosa che conta. Il calcio non ha senso per loro, non ha senso. Vogliono vincere con un autogol al 90°. Sentenza Napoli scontata, mi pongo una domanda, ma a sto punto Lazio rischia la retrocessione? Sicuro, non ho seguito bene il CONI Giustizia Sportiva, è quello che temevo. Non ho seguito bene la situazione di Lotito, bisogna capire se c'era il dolo, nel senso se l'ha fatto apposta o se non era, insomma, se non era al corrente. Veramente non ho seguito e quindi non mi giudico. Non giudico la situazione, non lo so. Però dico sempre che quando i giornali devono vendere, no? Anche per il Napoli si è detto, qualcuno ha fatto le cose, adesso si rischia di più, altro che un punto di penalizzazione, rischiano di andare, perché avevano inventato di sana pianta un non aver rispettato il protocollo, una cosa detta da Agnelli a Sky in diretta senza avere uno straccio di prova. Evidentemente, se le ASL e firmati non hanno rispettato il protocollo, e cosa fa la stampa? Gli va appresso e crea un caso che non esiste. Appresso. È incredibile, ragazzi, perché la giustizia può essere corrotta, gli arbitri possono sbagliare, essere corrotti, quelli che non dovrebbero essere corrotti, che dovrebbero per ideologia portare avanti la verità e la informazione, la cronaca, sono i giornalisti, sono i media. È lì che io vado più in freva, che loro sono assoggettati servi del potere, perché sanno che se non portano avanti una certa narrativa non lavorano. E io capisco, è il pane, perché se evidentemente si è saputo in giro, no? Che se tu alla Pistocchi, se tu ti sposti un pochino troppo contro, il posto a Sky lo perdi. Va bene lo sfottò, ma educazione, sappiamo che i non colorati fanno fatica. Sentite il mod, vedete com'è bellino con il con il logo. Giustamente sul caso Roma, che adesso chiedo scusa ma non ho più affrontato, ovviamente perché in diretta è successo anche il caso nostro, ci ricorda una cosa di cui qua non abbiamo ancora parlato, perché ho solo parlato della buona fede. Purtroppo anche noi abbiamo perso il ricorso e Longo, guarda caso, ha pure firmato per il Verona, quindi c'è anche il sospetto che lo abbia fatto apposta. Cioè, fai un errore che fa perdere la tua squadra a tavolino e vai poi a firmare per la squadra che ne ha guadagnato 3 punti. Non lo so, non voglio pensarci, sembra un film di Burroughs, un libro di Burroughs o di Bukowski. Voglio, purtroppo, per quanto ne so io, al TAR non riavremo i punti, e questo è il problema che dico io, Brewer. È questo, che il TAR ti può dare ragione, ma il TAR, non essendo giustizia sportiva, non può intervenire nella cosa specifica privata del campionato, e al massimo ti può dire hai ragione tu, eccoti 1.000 euro. Poi non lo so se funziona così con un indennizzo economico o meno. Avete vinto sul ricorso, lo capite? Non avete vinto sul campo non colorato. Oltretutto, perché loro festeggiano quando la Juve si è tirata fuori? Giustamente, perché la Juve non c'entra niente. La Juve è squadra. Oltre ad aver fatto la brutta figura di dire noi rispettiamo le regole, il protocollo è chiaro, noi rispettiamo le regole, Suarez. Loro non c'entrano, loro hanno detto qualsiasi la sentenza noi non ci mettiamo mano, assolutamente, perché loro non c'entrano, non avrebbero fatto il controricorso.
Quindi i Juventini che vengono qua a dire così è perché volete i punti, è per questo. È perché avete paura che questi 3 punti vi servono per vincere lo scudetto. Questo è il punto che dovete capire, tifosi che non ci arrivate, che seguite una narrativa. Il punto è che questi 3 punti vi servono come il pane, altrimenti avete la classifica del Cagliari. Dovete stare attenti allo Spezia. Mannaggia. È offensiva, ma infatti, Siculo, quello è il problema. Il problema che mi ha fatto andare su tutte le furie è che io praticamente ho perso le staffe e ho cominciato subito col dissing. È questo, che io l'ho letta, la lealtà, la correttezza. Ma chi cazzo, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? La lealtà e la correttezza è che quando tu non prendi una gomitata, non cadi e non piangi, quadrato. Quella è la lealtà e la correttezza, che se io non ti ho nemmeno sfiorato, tu non puoi cadere a terra gridando. Quella è la correttezza, quella è la realtà. Se il difensore a Dybala non lo prende, Dybala non si può rotolare per 5 minuti e fare finta. Quando Mandzukic, Inter-Juventus, viene preso da chi fu espulso là, da Vesino. Fu Vesino? Sì. E fu dato il calcio, il fallo, l'ammonizione. Vesino poi fu espulso perché Mandzukic mostrò una ferita antecedente. Mandzukic si abbassò il parastinco e mostrò una ferita antecedente all'accaduto per far sembrare il fallo di Vesino più grave. Ma di cosa stiamo parlando? Di lealtà, di correttezza, di principi sportivi. Ma per favore. Ma per favore. Poi perdo le staffe e mi cacciano dal condominio. Mi cacceranno perché grido da solo come un ossesso. Lasciate un like, per favore. Per favore lasciate un like. Non vi dico andate a comprarvi le mie magliette e le cose, aspettate la giveaway, magari la vincete. Tazze, magliette. Occhiali no. Ciao Marco. Però lasciate un like perché comunque mi aiuta. E volevo in questa live, mi dispiace che pure Vibelaz, grazie. Lo so, perché sai, io poi le cose me le ricordo piano piano, perché questo è il problema mio della memoria, no? Le cose scivolano e loro ne hanno fatte talmente tante che noi tutte non le possiamo elencare. Ecco perché io voglio il dossier. Ecco perché io vorrei che il Napoli Calcio assumesse Gerardo Marino per fare il dossier, perché quei video di Gerardo Marino sono oro colato che andrebbero salvati e portati in comunità, portati alla Lega per dire ma è possibile che il Napoli viene trattato così? Dopodiché io alcune cose me le scordo perché è evidente, mi posso ricordare le cose mie, ma non posso poi citare il fallo di mano, per esempio, di Bernardeschi col Cagliari. Mi passa di mente quello con la Lazio e parlo solamente del campionato che ci riguarda, ma i campionati tolti alla Roma, i campionati tolti al Milan, dai, la Juve non c'entra in questo caso, non c'entra. Io voglio ribadirlo, la Juve non c'entra perché se la Juve si mette a parlare di correttezza fanno una figura di merda internazionale, perché poi vanno a giocare con Real Madrid, il rigore c'era e Chiellini dice you pay. Vi rendete conto? Allora la Juve non c'entra e non devono aprire bocca. Io me la sto prendendo con questi qua che si permettono di dire correttezza in realtà. No, non sta su YouTube purtroppo Gerardo Marino, trovi la pagina Super Napoli su Facebook. Purtroppo ovviamente lui si prende dei rischi per fare questi video, lo bloccano una continuazione, però se cerchi Super Napoli su Facebook lo dovresti trovare e lui ce la mette tutta, lo bloccano sempre e lui ricomincia, un giorno si stancherà, quando poi invece il Napoli dovrebbe assumerlo e lui lo dovrebbe fare per il Napoli, non per Facebook e per i tifosi. Vedi Nino Bertucci? Nino, ma tu sei sul canale di Asso? Vuole il gemellaggio col Napoli? Io lo farei, ragazzi. Farei un gemellaggio tutte le squadre del Sud contro la Juventus. Faccio il gemellaggio pure col Milan. Voglio che lo vince il Milan quest'anno, se non lo vinciamo noi.
come si godrebbe a finire un punto sopra. Mamma mia, mamma mia. Vale, ma gli amici in chat sono già entrati nel canale Telegram, grazie amico mio, il bot ogni tanto lo dice, ma io sono in completo dissing e quindi mi scordo di fare. Ragazzi, per tutti voi che siete capitati per caso, alcuni non sono capitati per caso perché c'è il canale Telegram, che praticamente vi metto direttamente io così, vediamo se funziona, Telegram. Canale Telegram è un canale muto, quindi non facciamo, potete anche tranquillamente parlare, eccetera, eccetera, ma è il canale dove io lancio le live, i nuovi video e quindi non vi perdete una notifica che a volte YouTube non le lancia e quindi no, Telegram non è uscito. Fammi vedere. Ah, non lo posso fare da qua. Vabbè. Lo potete fare voi, mi pare che il comando sia ! Telegram, comunque il canale Telegram è in descrizione, quindi lo trovate anche là. Aumentano. Ma è anche chiaro che avresti perso almeno 3 babà sul campo. Vincere sul campo è bellissimo. Fino al confine, tutto qui. Juve con tutte le prove negano Calciopoli e dicono che senza prove vabbè. Ma poi quando poi entrano in contraddizione così mi fanno ridere. Quello il problema è quando loro portano il problema non sono, ripeto, non sono i tifosi juventini, il problema è chi crea la narrativa per dargli in pasto qualcosa da dire sui social, perché è tutto lì, ragazzi. Siamo nell'era dei social, quindi anche i giornali campano di click, ritwittano notizie prese dai social, quindi è così, devono dare in pasto a qualcuno come me che per esempio va in freva e quindi faccio subito la live, e qualcuno invece non deve venire a scrivere pagliacci, avevate paura, e purtroppo anche questo è un modo per fare soldi. È un modo per fare soldi, è tutto riguardo ai soldi. Maledetto sistema, ma non ci abbattiamo, siamo più forti e anche se non c'è Diego, questo è l'anno di Calimero Gattuso, il nostro nuovo Masaniello. Guarda, non voglio creare il personaggio Masaniello perché siamo rimasti male l'ultima volta che ne abbiamo creato uno, ma Gattuso mi sta dando delle vibrazioni molto positive. Va in live da Spacca Calcio, non lo conosco, Real... Non lo conosco. Se unita al canale di Telegram, brave, fate tutti come Moira, l'ex Wood Blackpink, così nel canale Telegram c'è anche lei. Ti sfrutto come ragazza immagine, amica mia. Ti sfrutto come ragazza immagine, va bene? Bellissima questa. Voi non vedete, siete come i centesimi, siete tanti e non servite a niente. Ma vedi anche la genialità. C'è gente che invece a dire solo piangete, piangina, la genialità del napoletano è questa. Vedi? C'è Christian che invece, ma perché? Perché noi ci teniamo. La cosa triste è la percezione netta che il sistema calcio sia corrotto in ogni ambito a favore di chi ha più soldi. E questo lo vediamo spesso anche nei confronti di altre squadre piccole, non solo contro noi, Vibelaz. Ma la cosa bella che dice Christian è: io sto ancora pensando ai rigori su Osimhen contro il Bologna e Sassuolo, perché noi col Sassuolo, e vabbè, il Sassuolo è stato bravo, diciamo che hanno anche meritato, poteva finire in pareggio, ma hanno anche meritato perché mi è piaciuto De Zerbi cambiare in corsa per schierarsi contro il Napoli. Ma contro il Bologna noi abbiamo vinto e comunque non ci facciamo capaci, comunque piangiamo. Quando uno non si fa capace quando hai vinto, non è un pianto, è semplicemente una richiesta di giustizia. Come funziona questa situazione qua? È mai possibile che tu VAR vai a vedere un fallo di mano che è generato da una trattenuta, che quello ti butta a terra e chiami il fallo di mano per annullare il gol di Koulibaly? È mai possibile? Allora volevi mantenere la partita in bilico e sapevi che prima o poi un'azione il Bologna la fa e magari ti fa pure la siringa. Mihajlovic ha detto: l'arbitro è stato bravissimo, anzi mi ha graziato, devo ringraziarlo perché mi sono comportato male, dovevo essere espulso.
Punto. Sto fatto solo in Italia succederebbe, mai in Inghilterra. Tra l'altro in Inghilterra il Leicester, favola del Leicester che ha vinto cose che tutti quanti abbiamo detto non sarebbe mai successo in Italia, il Leicester resta primo in classifica. Leicester resta primo in classifica, il Villarreal è primo in classifica con Real Sociedad vicino in Spagna, e l'Atletico Madrid deve recuperare una partita. È un anno strano, è l'anno del Covid continuo, quindi anche squadre forti, non parliamo di infortuni dei giocatori che di solito non si infortunano mai, possono stare benissimo e te li puoi trovare non in squadra. Quindi è un anno particolare dove tutte sono discontinue. Il Manchester United, io porto l'esempio del Manchester United che perde in Champions contro una squadra turca di cui non so dire nemmeno il nome, poi va a vincere con l'Everton in casa dell'Everton e sono comunque in ritardissimo in classifica, cioè la discontinuità regna sovrana. Quindi se il Napoli perde una partita con Sassuolo e poi vince le altre 5, 4-5, non dobbiamo parlare di discontinuità, dobbiamo parlare di normalità, perché sta succedendo a tutti. Se pensiamo di poter fare una striscia tipo quelli là che vincono 50 partite, 24 partite consecutive senza mai ammonire Bonucci, ma poi vedi, quando fanno le strisce di vittorie consecutive Bonucci era diffidato per non so quante giornate e non è stato ammonito mai finché poi non è tornato Chiellini dall'infortunio. Io rido, sapete perché? Perché in fondo noi lo sappiamo già, per ogni volta ci crediamo, vediamo la squadra all'inizio, bello il calciomercato, chissà se Bakayoko è forte, chissà se Politano fa una grande stagione, se recuperiamo Lozano magari ci divertiamo, e poi succedono e si fa e ti cadono le braccia e dici ma allora stiamo giocando a pallone oppure è già tutto deciso? Un pensiero per lunedì medio, o fra tu sia così strunz copi in culo pure quando stai a Sant'Anna. L'ho dovuta leggere, chiedo scusa per chi è sensibile alle volgarità. Tanto io non ho bannato altre cose, altre volgari, banno solo il razzismo. Il fatto che il Napoli si sarebbe, chiamando l'ASL, creato l'alibi è davvero gravissimo, spero si vada in ogni sede. Sì, Faustino, ma senza dubbio, senza dubbio. Ragazzi, allora, visto che siamo 116 e ci sono 15 non mi piace, il mio moderatore mi ricorda che c'è una cosa che possiamo fare per ripulirci delle negatività. Mettete, se state sul cellulare, preparatevi, fermatevi un attimo, non commentate in questo momento, lasciate commentare solo questi pagliaccetti. Mettete le mani sul cellulare e scrivete punto esclamativo o sul computer dove state. Dovete scrivere tutto attaccato, tutto minuscolo, e poi cliccate invio quando vi dico io via, così facciamo impazzire il bot che non sa come rispondere a tutti. Siete pronti? Preparatevi. Alcuni già lo sanno. Dovete scrivere punto esclamativo Forza Napoli, tutto attaccato, tutto minuscolo, e aspettate, non cliccate invio. Non cliccate ancora invio e ve lo dico io, lo facciamo tutti insieme. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Ah, voglio vedere il bot che impazzisce. Bravo Marcus. Bravo. Ah, vedi, la pausa prima della tempesta, la calma prima della tempesta. È bello che mi ascoltate e vi siete silenziati, e adesso tutti, perché anche YouTube impazzisce, mica impazzisce solo il bot. Boom, cominciano a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non riesco più a contarli. Qualcuno fa anche quello là opposto, ma pure ci sta, e arrivano tutti insieme, fantastici, perché c'è un leggero delay, quindi io per questo quando vi dico la cosa voi aspettate, e quando io poi la leggo c'è un leggero delay di qualche secondo, e vediamo un pochino. Abbiamo regalato i 3 punti alla Juve come quelli della Barilla, Giada.
I punti della Barilla. Io non lo so, io credo che a loro servivano troppo. Spero che non abbiano fatto pressioni, ma la cosa bella è che non c'è più bisogno di fare pressioni, ormai il sistema è oleato. Il sistema è oleato e funziona da solo. Funziona da solo. Il caso Suarez ne è l'esempio più recente, nemmeno quello più grave, è solo quello più recente. È una roba incredibile, ragazzi. E ripeto, la sentenza confermata io me l'aspettavo pure, perché l'amico Brewer ci aveva messo in guardia. Grassani era positivo e soddisfatto perché chi lo lavoro suoi e lui da avvocato Catarici dice ho paura che non so fare bene l'avvocato. No, lui deve dire ho buone sensazioni ma Brewer ce l'aveva detto che la giustizia sportiva non avrebbe sconfessato se stessa. Di conseguenza la sentenza viene confermata, il ricorso non viene accolto. Adesso probabilmente anche quella del CONI, non ho sensazioni positive nemmeno per quella del CONI. Se si arriva al TAR, poi il problema è che comunque non si parla più di punti, ma si parla semplicemente di un indennizzo economico, ma io insisto e farò in modo che fate girare questa live, condividetela con i vostri amici, farò un video breve, poi dopo probabilmente più tardi per dire il mio punto importante è che voglio che ADL vada avanti fino in fondo, perché queste parole che abbiamo letto per come motivazione non sono accettabili, la realtà, la correttezza non sono accettabili. Noi vogliamo perdere perché siamo più scarsi, perché siamo sfortunati, perché prendiamo il palo, perché non siamo mentalizzati, perché non abbiamo la cazzimma, abbiamo una serie di difetti infiniti, non siamo pronti per vincere, siamo discontinui, tutto quello che volete tu. Ma De Laurentiis deve andare fino in fondo per una questione di dignità, di onore e di dignità, perché non lo posso accettare. E ne va della dignità anche sua, non solo nostra di tifosi. Noi tifosi non abbiamo preso nessuna decisione, però poi ci dobbiamo sentire gli amichetti, pagliacci, avete paura. E vabbè, purtroppo è la nostra sofferenza di essere tifosi, questa è. Ma De Laurentiis deve andare fino in fondo. Se De Laurentiis non va fino in fondo, io lo attaccherò. Tutto quello che ha fatto di bene me lo dimentico, il fatto che ci ha preso dalla Serie C, il fatto che la Champions, la squadra sempre meglio, quest'anno un bel mercato, ha trattenuto Koulibaly, gliene dirò di tutti i colori, perché bisogna andare fino in fondo. Non lo posso sopportare. Ah, vedi, questa era la notizia che Evelyn mi sta scappando. ADL non molla mai, speriamo, Luca, perché veramente mi incazzo. Questa era la sentenza che dicevo prima, vedi, quando la Juve fu retrocessa e rimase in Serie A, una roba incredibile. Rischiamo di andare in B? No, Giuseppe, assolutamente no, non ti preoccupare, al massimo rischiamo di dover fare un altro video così, questo è l'unico problema. La sentenza che lei e non ci danno altre cose. Il paese delle ingiustizie. Gesù, voi Juventus avete un attaccamento con quelli di colore al 90esimo, Fofana, Zapata, Caicedo, pure è vero, guarda un po', i giocatori probabilmente sono giocatori che non mollano mai, probabilmente. What do you expect? Banana Republic. Rosario Maiolo ci segue da Facebook, quindi un saluto. Questo è un esperimento di live contemporaneamente tra Facebook e YouTube. Chi mi sta vedendo su Facebook può venire su YouTube, Caffè Napoli 1926, ve lo faccio vedere i potenti mezzi, youtube.com/Caffè Napoli 1926, e iscriversi al canale mi farebbe grande piacere, perché io questa cosa su Facebook non la posso fare spesso perché la connessione, troppi messaggi. Amore, fluido.net, mi potete seguire su tutte queste piattaforme e vediamo di portare approfondimento, perché noi non ammettiamo la narrativa.
La fai una pausa, giacca sigaretta, se faccio una pausa è perché per lo stesso motivo praticamente. Nino Bartolucci, e guarda, e non viene da noi questa cosa, viene da un tifoso della Roma. Sono sicuro che a parti invertite Napoli-Juve si sarebbe rinviata. Non viene da noi, viene da un tifoso della Roma. Viene da un tifoso della Roma. Ho detto tutto. Ma l'onore e la dignità è sepolta da sempre con questi mafiosi che hanno visto che la Juve non vincerà e faranno di tutto per ostacolare il Napoli. Vedrà che vincerà sempre il Nord, Milan o Inter. E vabbè, tra l'altro il Nord ha speso bei soldi, quindi prendiamo una pausa, sì, probabilmente la prendiamo una pausa. Il Milan ha speso meno soldi, ma sono soldi cinesi, quindi devono essere rispettati. Ci sono soldi cinesi dell'Inter hanno speso per vincere quest'anno, quindi anche lì devono essere, insomma, non dico aiutati, ma devono essere rispettati. E quando non succede, perché è anche scandalo il rigore non dato a Perisic, si dice, è stato uno scandalo non andare al VAR, non andare a vedere una roba così. Marotta va, si fa sentire con tutta questa calma e si fa. Si deve parlare. Il Napoli parla male, parla ogni tanto e parla male. Stasera se sono live esce qualche altro contenuto così. A proposito, ora ci sono 2 settimane di stop, che tematiche userai? E ci sarà da parlare, Pixel. Prima di tutto voglio fare degli approfondimenti in vista del Milan, farò delle interviste a youtuber milanisti, faremo delle live con gli amici bellini abbonati, quindi se non sei abbonato puoi considerare il fatto di abbonarti, perché il secondo tier c'è l'amico bellino e l'amico bellino di Sfaccim, e l'amico bellino di Sfaccim poi può avere accesso al gruppo Telegram, dove noi ci organizziamo, gruppo Telegram, il canale Telegram è per tutti quanti, gruppo Telegram per gli abbonati, ci organizziamo anche per avere ospiti durante le live, quindi faremo tutta una serie di cose. Lasciate il like, proprio tu che sei entrato da poco, giustamente ti stai godendo me che sto buttando il sangue, e lo capisco, anche io ogni tanto guardo il cellulare, mi godo le live così, magari, capito, una sigarettina, un po' di birra e ti godi le live. Ti sei dimenticato di lasciare il like, ti capisco tranquillamente. Lascia il like adesso che possiamo arrivare a 2,50. Per me 2,50 è un buon, come si dice, un buon traguardo da raggiungere, specialmente visto che abbiamo fatto una live di pomeriggio, che è una cosa nuova, diciamo, per me mattina, diciamo quasi ora di pranzo, per voi era pomeriggio sera. Valerio, vedi che ci sono dei gufi che vanno a dire ai juventini quello che noi diciamo? Canarice, agiata, quello che dicono. Io quello che dico lo ripeto, io ci metto la faccia. I video restano, io mica li cancello. Tutto quello che ho detto lo penso, assolutamente. E quando ho dei confronti con degli juventini youtuber, io li ripeto. E se si permettono di dire stupidaggine, io gli dico fake news e gli dico le cose come stanno, faccio il fact check. Spacca calcio e Fazioso e Bassi. Si è scordato il gol di Turone, il violino di Garzia, il rigore di... vabbè, allora non so chi è Spacca Calcio, sinceramente. Non lo so, me ne hanno parlato prima, non lo so. Evidentemente è qualcuno che sta facendo una live contraria, immagino. Parli con me, fammi una domanda e io ti rispondo, amico mio bellino. Adesso ci vuole una bella reazione sul campo, assolutamente. Come immagine di sfondo ognuno la va a sentire. Marat, a che livello? Ah, no. No, non lo posso fare. Andiamo proprio in difficoltà. Mettere la live di quell'altro. Ma probabilmente ce la farei anche a livello di banda, però vado in difficoltà. Sicuramente mi denuncia e dice che sono sleale, che voglio fare, come si dice, che voglio fare visite sfruttando la sua immagine. Non posso, qua dobbiamo stare attenti a non cadere mai nel cavillo, nel cavallo, nei chiavelli. Dobbiamo stare sempre attenti, perché loro le sfruttano tutte. Ma il Napoli ha accordi con Bogà? Salverani, non che mi risulti, sinceramente. Io credo che in attacco stiamo bene.
Boga è un altro che preferisce partire dalla fascia, e quindi abbiamo Insigne, abbiamo Lozano, abbiamo Politano, Elmas lo vede là, Gattuso in questo momento, quindi a noi proprio, se ci dovesse servire qualcuno, è più un trequartista di ruolo per far rifiatare Mertens, ma al momento si alternano Petagna, Zielinski, Elmas, lo stesso Elmas in quella zona. Luca Delise, con questo dico tutto. Noi abbiamo avuto l'onore di avere Maradona, ma tra l'altro questo secondo me è alla base De Luca, è alla base della loro freva, cioè loro non ci dovrebbero proprio considerare, perché siamo piccoli, siamo piccolini e quindi non ci dovrebbero proprio considerare, ma il fatto che Agnelli lo voleva, Maradona hit che no, io preferisco dal Barcellona, preferisco andare a Napoli perché il Napoli come popolo mi sta dimostrando già prima ancora che arrivi che loro vivono di calcio, che loro mi vogliono a tutti i costi. Maradona non era amato anche col Barcellona, insomma non ce la possono fare che il Napoli scelse, che Maradona scelse noi come una squadra così piccola, una squadra che non ha vinto niente, una squadra, sì, il giocatore più forte del mondo in assoluto di tutti i tempi, che nel pieno della sua carriera viene al Napoli. Non ci potevano credere, continuano a non poterci credere, e quindi dicono che il giocatore più forte di tutti i tempi adesso è Ronaldo. Ma ho i miei dubbi. Boom! Siamo arrivati 205, 206. Qualcuno poi l'ha tolto, ma non fa niente. Grazie ragazzi. Arriviamo pure a 250 se io insisto. Certo è che tra un po' dovrò fare pipì. Gli amici che mi conoscono, gli amici bellini che di solito seguono tutte le live, sanno che a un certo punto io vi lascio con un po' di musica e faccio una pipì di 1 minuto. Perché? Perché bevo tanto, perché parlo come un dannato, parlo in una continuazione. Non mi prendo pause e devo imparare a prendermi delle pause, perché in capo a me qualcuno poi se la vede dopo. Se tu te la stai vedendo dopo e sei arrivato fino adesso, sei il mio eroe. Se tu che ti stai vedendo la live dopo e te la guardi tutta quanta, sei il mio eroe assoluto, quindi ti ringrazio. Dovevamo andare lì e contagiarli tutti. Da avvocato sono disgustato dalle motivazioni faziosi e pregiudicanti. Leggete? Il Napoli ha creato un alibi, quale sarebbe? Aiuto, amico mio, esatto. Io non volevo ritornarci, ma è così. Il problema è che le motivazioni della sentenza, la slealtà, la mancanza di correttezza, come si dice, il processo alle intenzioni che non volevamo partire, ci hanno fermato, c'era il pericolo di contagio, il pericolo di focolaio del Genoa, ci ha fermato la legge. Immaginate, questa è una scena che avevamo già scritto, immaginate il Napoli va, i giornali il giorno dopo, il Napoli contravviene alle leggi dello Stato dell'ASL, i soliti napoletani che non sanno cos'è la legge, che sono disonesti, camorristi e così, come De Laurentiis all'epoca in riunione senza mascherina, il Napoli, sprezzo delle leggi, vanno a giocare una partita rischiando di contagiare tutta la Juventus in vista di nazionali che poi dovevano partire con un Ronaldo in bolla fiduciaria, che doveva rimanere fermo a aspettare l'esito di non so quale altro tampone, che parte e poi risulta positivo in nazionale. Avrebbero detto tutti quanti che il Napoli ha infettato Ronaldo e che che non rispettiamo la legge, che siamo i soliti. Ne per una volta che si poteva dire il Napoli, decide di fare la cosa giusta, decisione saggia, decisione responsabile, che cosa dicono? Avevano paura di andare a giocare. Avete disdetto l'aereo il giorno prima? Mamma mia, sono senza parole. Ragazzi, vado a fare, ma è breve, vi metto un pochino di musica, che è sempre buona, un po' di musica in famiglia, e quando torno voglio trovare più like,
I moderatori sapranno come intrattenervi lasciando punto esclamativo Juve, punto esclamativo Forza Napoli, punto esclamativo supporto. Torno subito, non andate da nessuna parte, perché che si vinca o che si perda, sempre e solo ma scusate la musica. Lo so, io non sono proprio poi fortissimo su queste cose qua. Non sono poi fortissimo. Parisi, allora, Parisina dal film. Ah, vedi come state scrivendo, siete dei grandi, siete incontrollabili, e siamo quasi a non so quanto di live, e devo assolutamente fare un ringraziamento all'amico Renato. Non è questa è la motivazione per la Roma. L'amico Renato ha ricevuto la maglietta. L'amico Renato, voi non potete sapere, ma l'amico Renato è un tifoso del Verona che si è innamorato di questo canale, ma lui già adorava i napoletani, è un fan sfegatato di Totò, quindi lui rappresenta tutto quello che di bello c'è anche nel nord, e perché poi non dobbiamo avere nemmeno il pregiudizio al contrario. Io lo dico sempre, mai il pregiudizio al contrario. Lui, per esempio, da Verona, poi trasferito in Canada, e forse il mio più grande fan dall'inizio, che si innamorò di un Verona Juventus, una mia reazione, e mi supporta in continuazione, ed ha preso le magliette, che è una maglietta praticamente celebrativa della Coppa Italia vinta dal Napoli contro chi sapete voi. Quindi un ringraziamento speciale va a Renato, che lo vedete sorridente e soddisfatto della maglietta comprata sullo store fluido.net, che vi lascio così se vi trovate a passare. Ci sono delle cose belline. E andiamo a leggere i messaggi di nuovo. Vediamo che cosa sta succedendo. Grande Renato, sì. Allora, Donato Inglese. Vabbè. Ma quanto fa ridere Ronaldo che vuole tirare tutte le punizioni e spara alle stelle. Non lo sto manco seguendo tanto, sinceramente. Vale, dice la verità, si è andato a buttare la pasta. Rosario, in realtà mi sta venendo un po' fame. Io lo so che voi volete ancora sfogare, ed è giusto, è importante anche che questo spazio sia uno spazio di sfogatoio, anche per tutti quelli che non possono intervenire in trasmissioni sportive. Insomma, vedi? Mi piace sottolineare. Mai pregiudizi, i miei migliori amici del nord. Mi piace sottolineare questo. Che ne pensi di Donato Inglese? Donato Inglese mi faceva pariare tantissimo, perché soprattutto, insomma, quando l'Inter perdeva, perché lui era contro tutti e tutti, e ha creato questo personaggio, specialmente contro Icardi, insomma, anche se Icardi segnava, lui diceva che non era colpa sua, non era merito suo, insomma. Dopodiché mi ha un po' stancato, perché il contenuto è sempre lo stesso, e quindi se poi non vai nello specifico mi stanco e seguo altri. Al ritorno a San Paolo vi vendicherete, magari pure a noi in casa loro. Speriamo bene, amico mio. Speriamo bene, perché sarebbe la giustizia divina proprio. Oggi ho fatto il record di non mi piace, Walter, lo so. Mamma mia, 20.
Vabbè, ma se tu vai a vedere le live delle persone importanti, i numeri questi sono, anzi, tanto onore, tanto onore. Qualche volta una live insieme con qualcuno di noi, assolutamente. Luca, tu devi assolutamente mandarmi, tu sei iscritto al canale Telegram, mi devi assolutamente mandare una mail, trovi la mia mail nel canale info del canale della pagina, se non mi trovi su Instagram o su altre parti o su Facebook, insomma, mettiti in contatto con me perché tutto il tuo supporto deve essere valorizzato dal gruppo Telegram, e certo, quelli del gruppo Telegram ogni tanto andiamo in live insieme, assolutamente. Allora, cioè voi non vi presentate, è colpa della Juve, i pagliacci, ancora, continuano ad arrivare, la Juve non c'entra, lo vogliamo capire che la Juve non c'entra. Quando la sentenza parla di slealtà, di mancanze di correttezza, è là che mi viene in mente la parola Juventus. La Juve in questa cosa non c'entra, lo volete capire che tu da Juventino non devi proprio entrare su questa live. La Juve non c'entra, la Juve non entra nel merito, la Juve dice se vincono perdono il ricorso noi non facciamo il controricorso. La Juve non c'entra, tu qua che ci stai a fare? La Juve non c'entra, io parlo della Juve solo se la sentenza parla di slealtà e di scorrettezza, è praticamente inevitabile che mi venga in mente Quadrato che si dà uno schiaffo da solo e cade e cerca l'ammonizione dell'avversario, di Dybala che rotola dopo non essere stato toccato, solo per citare l'ultima partita con la Lazio, perché io la mia memoria fa schifo. Io mica me le posso ricordare tutte le simulazioni della Juventus. Caccia fa, o Juventino o youtuber per loro, che mi ha già guardato tutte le partite. Io mi guardo solo spezzoni di partite che mi arrivano. Ma per carità, ma per l'amor di Dio, giocate pure male. Quindi non mi guardo nemmeno e dice, vabbè, ma ti vedi una bella partita. Giocate male, un gol di Ronaldo mi vedo gli highlights. Voglio dire, la partita così. Quando Pirlo imparerà a fare l'allenatore, probabilmente vedremo qualche cosa un pochino più interessante. Allora sì, me le guarderò, cercheremo di capire. Voglio imparare come si fa la tattica con le squadre che si chiudono, no? Le squadre che si chiudono contro la Juventus, quindi dobbiamo imparare. L'anno scorso vidi Juventus-Udinese, quando lo Juventus pensavo di imparare qualcosa, l'Udinese vincette. Quindi è così che la questione. La Juventus non c'entra, solo se si parla poi di slealtà, mi viene la correttezza, le regole, il rispetto delle regole, mi viene in mente Suarez immediatamente e devo fare il paragone. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Ah, ecco qua, il personaggio che doveva essere bannato e quindi è ritornato, visto che non dice parolacce, dice un'altra fake news, un'altra stronzata. Quando tu parli della monetina di Alemao, amore mio, ti devi ricordare del gol non dato al Bologna contro il Milan. Il Napoli lo vinceva a prescindere quello scudetto. Il Milan doveva perdere contro il Bologna. Quindi non dite le cose che vi interessano a noi, non dite le cose che vi interessano a noi. Ricordatevi che all'epoca pareggio era 1 punto e vittoria era 2 punti, e non fate finta di dimenticarvi il gol del Bologna. E fate silenzio, perché con me non passate, capito? Non passate. Ci sta qualcuno che magari si dimette, non so cosa rispondere a questo. Con me non passate, non si passa, non si passa. Non si passa. Simulano tutti, amico mio. Sinceramente, qualcuno simula più di altri. E ti dico la verità, uno di quelli che non simulava, ma che accentuava un pochino di più, a noi era Callecon. Mertens viene subito dopo, perché Mertens ha capito che se non ti rotoli più volte i falli a noi non ce li danno, perché non ce li danno e allora devi gridare un pochino di più. Callecon forse era uno di quelli che sai, dicono con furbizia ha cercato il fallo, eccetera, eccetera. Su Callecon possiamo anche essere d'accordo. Per il resto, a Napoli si devono prendere calci in faccia e gli avversari non vengono neanche ammoniti. Quelli là invece ce l'hanno di default. Palla a quadrato, si mette di spalle, cade. Non sa come uscirsene, cade. Sempre. Sempre. Parlo con persone che scrivono 38. Vedi, io poi alcune cose me le scordo perché sono talmente tante. È incredibile. Si vinceva lo scudetto anche senza la vittoria a Bergamo.
Esatto, sì, Maurizio, è quello che stavo spiegando, esattamente. Esattamente, vabbè, ma quelli loro, la narrativa, quella è passata, nessuno ricorda le cose come stanno, e allora loro fanno un copia e incolla per ricordare, no? Quando tu dici, loro devono tornare a 50.000 anni fa per dire una cosa che ha fatto il Napoli, no? Se quella cosa fosse un esempio di slealtà e di sportività. Resta a terra o non resta a terra, comunque se cade una monetina, un accendino in faccia a un giocatore devono perdere a tavolino a prescindere, perché le regole sono così. Buonsenso o non buonsenso, se la regola è quella ci doveva comunque vincere a tavolino, che rimaneva a terra o meno, ma voi dovete tornare a 50 anni fa, a 100 anni fa, e poi basta. Noi quando dobbiamo ritornare a Lazio-Juve, dobbiamo ritornare alla partita precedente e dobbiamo fare uno sciorinamento di episodi che durano 10 anni, ma per quelli che mi ricordo io perché ci riguardano. Ma se torniamo indietro nel tempo, la lista non finisce più. Non finisce più. Ma veramente, ma voi vi dovreste vergognare quando ve ne venite a dire la monetina di Alevao, ma veramente se ne faceva. E allora noi dobbiamo fare la lista. E di conseguenza di pallone non si parla più se facciamo la lista. Parliamo semplicemente di episodi strani, e diciamo strani, per non dire clamorosi. Ronaldo anche in Spagna era chiamato il PC e alle volte pare che se li scelgono apposta, no? Quando Kulusevski si butta addosso a Koulibaly l'anno scorso contro Koulibaly e prende un rigore inesistente per il Parma, tutti quanti cosa abbiamo detto? Stile Juve, si sono comprati Kulusevski e lui già ha imparato come si deve comportare. È una roba incredibile. In arrivo comunicato di De Laurentiis Sky Sport. Allora, Little Rapid, ti ringrazio per questo aggiornamento in diretta. Allora io aspetterei, e se avete degli amici così, fate entrare anche i vostri amici, aspetterei, lasciate qualche like, aspetterei questo comunicato di De Laurentiis in diretta, perché lo so, non vale la pena di rispondere, ma a me mi salta la vena. Mi salta la vena. La regola del fuorigioco andava bene quando si è trattato di fottere lo scudetto. Vedi. Vedi. Se io mi sto zitto e lascio solamente parlare i commenti qua dei subscriber, i commenti di questi degli amici bellini, uno alla volta, ora uno per volta, uno ciascuno, ne escono talmente tante che voi vi dovreste andare a nascondere. Invece voi venite in questa live, lasciate il no mi piace e scrivete pagliacci. Siete fantastici, siete fantastici, siete fantastici. Ricordate Adida del Milan contro il Chelsea per un buffetto? Sì, me lo ricordo. Vabbè, poi abbiamo visto simulazioni anche più gravi. Io cito quelle là che sono successe ultimamente perché ce le ho fresche negli occhi. Ramo documenta casino potalemento, documenta tu me le ara. Songa radico, sto voglio ricevere, voglio cantare. Non mi far partire con i miei amici 99 posti con i quali ho anche suonato quando ero a Napoli. Facemmo un sacco di concerti con Zulu. E la mia infanzia mi viene da piangere. Io stanotte mi sono fatto un sogno, ragazzi. Mi sono fatto un sogno. Fabio Eleluzzi, ciao, buonasera. È possibile fare una live condivisa? Mi piacerebbe parlare con te. Fabio, per ora mi sto organizzando con gli amici abbonati per fare le ospitate. Abbiamo fatto un tentativo che ha fallito miseramente. Però mi sto organizzando perché tecnicamente è un po' complicato tra lo streaming, il ritorno in cuffia, anche senza cuffia, però ci arriverò e potremo fare qualche cosa del genere sicuramente. Qua si parla di Nino D'Angelo, tra l'altro, anche lui Core Napoli, ovviamente, pieno d'anni. Vabbè. Di che parliamo? Ma di che parliamo? Lasciali perdere, sono in cattiva fede, lo so Fabio, lo so. Se parli con loro dicono i 3 punti non li volevano. È la correttezza. I rumori, li stai sentendo un po' i rumori? I rumori sono la mia condanna. Sì, io feci l'errore di considerarlo una persona corretta, invece fa di tutto perché poi lui sa che ci creda o no. Io credo che non ci crede nemmeno, se è una persona intelligente e corretta non ci crede nemmeno, ma lui sa che facendo questi video qua e milcando
come si dice, l'argomento Juventus-Napoli, lui sa che un sacco di gente napoletana va in fretta, va a sentire, faccio un sacco di rutti, mi dovete perdonare, va in freva, va a sentirlo e quindi lui fa visualizzazioni. Per le visualizzazioni lo youtuber giustamente farebbe di tutto, no? C'è gente che spacca i piatti, c'è gente che grida, c'è gente che va in strada e ho regalato un iPhone a uno sconosciuto, mi ammocco con ragazze sconosciute, cioè chiunque, pur di fare i like e le visite, la gente fa qualsiasi cosa. Carmine, per esempio, è un amico personale mio e lui da sempre mi ha detto che non accetto questa sentenza e questo ci conferma che alcune persone, poi juventine, non juventine, simpatizzanti della Juventus o meno, non tutti sono come loro, non tutti sono come i bambini che sono entrati in questa live e ci sono alcuni che effettivamente non voleva così e che preferisce giocarsela sul campo. Io insisto, nel momento in cui il rinvio non è avvenuto subito e il rinvio poi si parlava a gennaio, vi sarebbe anche convenuto, perché a gennaio la potevate vincere, l'avreste potuta vincere con una squadra un poco più organizzata, meglio, e quindi vi sareste potuti togliere lo io non lo voglio vincere il ricorso, non lo voglio vincere, io semplicemente non voglio queste parole qua offensive, perché sono offensive, ma io il ricorso non lo voglio vincere più, perché non sia mai. La partita si rimanda, loro vincono, dicono avete visto, siete scarsi, perdevate 10-0 comunque, perché così poi dicono, e hanno pure ragione di dirlo, però con onestà intellettuale si deve dire una cosa è giocare quando il Napoli era in fiducia dopo aver battuto e subito dopo poi giocavamo con l'Atalanta, quindi era il Napoli più in forma della stagione, mentre loro Crotone 1-1, Crotone 1-1, quindi tutti in Italia, tranne i juventini, hanno detto forse dobbiamo ringraziarla l'ASL che non ce li hanno fatti partire, perché avremmo preso una bella scotuliata. Non si può dire, ma era plausibile. Adesso se si fosse accettato un rinvio a gennaio, non si sa, ma comunque avremmo trovato una Juventus molto più organizzata. Non si può fare. Non si può fare perché è respinto. Adesso si andrà al CONI. Al CONI immagino, prevedo io che si verrà respinto ancora una volta e probabilmente si andrà al TAR e lo spero perché almeno si va fino in fondo, perché le parole sono inaccettabili. Io spero che adesso De Laurentiis faccia la dichiarazione, la stiamo aspettando e vediamo in diretta anche questa dichiarazione di De Laurentiis. Ci deve togliere i paccheri da faccia. Non ci tolgono il punto di penalizzazione, non ci tolgono il 3-0 a tavolino, non mi interessa, non siamo partiti per vincere lo scudetto, sti 4 punti mancanti non incideranno sulla Champions, sono convinto, spero. Non le voglio, ma voglio che si togliano i pacchi da faccia. Indennizzo di 1.000 euro, benissimo, 1.000 euro che si danno ai bambini affetti dal Covid, così deve essere. Allora ragazzi, voi mi tenete aggiornato se ovviamente sapete, se avete delle notifiche, delle cose. Io posso vedere anche a livello di cellulare se la dichiarazione di De Laurentiis, perché noi seguiamo tutto. Speriamo non faccia altri danni. Bepi, hai ragione, perché De Laurentiis a volte, quando poi twitta, parte la brocca, è capace che ci danno il resto appresso. Però insisto, come fa Marotta, io vorrei, sai, con calma, però dire, guarda che non sono convinto di quello che state facendo. I 5 motivi per cui resta la sconfitta. Il Napoli ha volontariamente deciso di non partire, mamma mia, e ha cercato di crearsi un alibi, mamma mia. E questa è in estrema sintesi la cosa. Proviamo a fare chiarezza riassumendo il documento, le motivazioni nei suoi 5. Il Napoli, già prima delle pagine, esprime il concetto. Il Napoli ha cercato di crearsi un alibi che giustificasse la sua mancata partenza verso Torino, perché noi avevamo paura. Per questa ragione la Corte non può che confermare. Il primo punto, la direttiva del 2 ottobre non è da considerarsi un divieto, quindi hanno semplicemente ripetuto le cose che hanno detto prima.
che era già sbagliato prima, è sbagliato oggi, facendo quindi cadere la teoria causa di forza maggiore, che invece ci sta perché poi viene confermata anche dopo. Incredibile, incredibile. La ragione per la quale si legge le motivazioni, chiedere lumi sulla loro applicazione, già deciso di non giocare. È proprio è una sentenza proprio vergognosa. È proprio una sentenza di vergognosa. Ma un alibi di solito è una prassi mafiosa. Baruffi, ciao. Ciao, blocca. No, non ti posso bloccare da qua. Ti bloccano gli altri, basta. Non ti devo leggere, mi dai fastidio. Mi dai fastidio. Mi dai fastidio. La mafia è... La mafia è una merda. La mafia è una montagna di merda. La mafia è una montagna di merda. Processo all'intenzione, ma è così, è così. È così. E io voglio aspettare questa cosa. Perché non volevamo giocare, Walter? È perché mancava Elmas, mancava Insigne e mancava Zielinski. Il Napoli con Lozano, Mertens, Politano, Osimhen, Petagna, Fabian. Ci serviva Insigne. Quando poi in tutta la cosa Insigne è il male del Napoli nell'ambiente. Mamma mia. Sì, forse i mod si sono calmati perché giustamente anche loro hanno da fare. Io li ringrazio sempre i mod perché fanno questa roba così. Ma va bene. Non siamo stati stupidi a non partire, Vincenzo. Abbiamo rispettato la legge. Se non lo capiscono, non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente, purtroppo. Ragazzi, sto dando sempre uno sguardo, per vedere se esce. Per vedere se esce la dichiarazione di De Laurentiis, un occhio a Twitter. E nel frattempo faccio parlare voi, come vedete, perché basta che io illumino le... Basta che io illumino le vostre... i vostri commenti. Veramente. Come devo fare? Io probabilmente posso andare... perché mi dà fastidio, è giusto intervenire. Voi state tranquilli che io, anche senza mod, vi devo dare modo di tranquillo. No, Baruffi, perché aveva avuto evidentemente il time out. Non lo so se tu da mod puoi intervenire in maniera definitiva o se lo devo fare io. Però me ne frego poco. È giusto perché mentre leggo preferisco dare spazio a chi sta facendo commenti logici, no? Non voglio essere disturbato nei messaggi. Se poi mi perdo un messaggio di un amico mio abbonato, di un tifoso del Napoli che mi segue perché ha già letto queste stronzate, vado un attimo in difficoltà e quindi vediamo un pochino. Forse lo devo fare io. Se lo devo fare io non c'è problema perché sono pronto a farlo. Eccoci qua. Vediamo. Si può fare. Tutto si può fare nella vita. Lo so, vabbè, Bepi, l'hai bloccato tu, perché se ognuno poi lo blocca individualmente e tu non lo leggi. È lui, vedi? Che insiste, se la sta prendendo con tutti. Non posso avere una persona che devi preparare il caffè live, eppure posso preparare il caffè.
Non posso avere una persona che se la prende poi con tutti e crea il panico dentro la chat. Dai, non esiste proprio. Non esiste proprio. Vabbè, comunque non me ne frega, ignoratelo. Voi potete individualmente bloccarlo e non lo leggete. Non me ne frega. Vediamo un pochino se ci sono novità da Twitter. Voi nel frattempo, se guardate da Facebook, dovete passare su YouTube. Se invece guardate da YouTube, dovete passare su Instagram. Se passate da Instagram, dovete passare sul sito, eccetera, eccetera, eccetera. Fatemi vedere se Twitter ci fa sapere qualcosa. Il buon ADL che si farà afferrare per pazzo, speriamo che la tocca bene. Speriamo bene. Vedete, tra i tweet, poi tra l'altro, che è ovviamente l'argomento del giorno, perché quello della Roma già viene a cadere quando c'è la Juve di mezzo, giustamente. Vedete come si chiama? Vujadin Boskov, che non è lui, ovviamente, ma non è un tifoso del Napoli, quindi giudice trovato prove e arma del delitto ma manca movente. Io ancora non capito perché Napoli ha rifiutato di giocare contro squadra che oggi non è sicuro armata e invincibile. Questo non è un commento di un tifoso del Napoli, questo è un Twitter che fa commenti in generale sul calcio, no? Prendendo spunto dal grande Vujadin Bosco che diceva rigore guarda arbitro fischia, e quindi era uno di quelli e parla così. Cioè, se io vedo dei tweet che non vengono da noi, no, mi tranquillizzo che non siamo completamente pazzi. Se tu non sei iscritto, sei completamente pazzo. Amico, non lo so, è impegnato, io non posso inseguirlo per tutta la vita. Io ho mandato decine di messaggi, se non mi risponde o non è interessato o è impegnato. Alla fine il nostro target è abbastanza diverso, perché io insomma, lui c'ha i suoi già seguaci, probabilmente non gli interessa. Faccio la fine io di quando lui era piccolo e inseguiva Sick Wolf, e io non lo posso inseguire perché se lo vuole fare, se no, se non risponde a te, se non risponde a me, vuol dire che non è interessato o è troppo impegnato. Ma va bene lo stesso, noi cresciamo in altri modi. Cosa ne pensi di Fedele, del fenicottero Osimhen secondo lui? Matteo, Fedele ha detto il cammello a Fabian, ha detto il fenicottero a Osimhen, purtroppo è uno di quei personaggi che è anche dell'ambiente del calcio, quindi secondo me è un calcio diverso, era un calcio diverso dove era lui nell'ambiente, però lui di calcio ne capisce, solo che lui deve fare sempre la sentenza più pesante, deve sempre tranciare a zero, con giudizi trancianti, altrimenti non fa notizia. Oramai il personaggio è quello e quindi ha dovuto dire questa cosa del fenicottero, dice, perché anche ha capito, se dice un animale poi dopo escono i meme, poi dopo lo ritwittano e bene o male purché se ne parli, questo è il succo della cosa. Quindi lui ci campa così di ospitate, di trasmissioni, di cose radio, e va bene. Noi invece cerchiamo di giudicarlo partita dopo partita. È inutile giudicare Osimhen senza che l'hai visto giocare in Serie A, nel Napoli, in un certo modulo. Ci puoi avere delle sensazioni, ma dire è un fenicottero, non sa stoppare il pallone, è stupido solo pensarlo. Bisogna aspettare, è molto giovane, certe cose le potrà imparare e certe cose no, però un personaggio sociologico. Fedele non lo dice per offendere, non lo so, io dico che esagera di paragoni con gli animali perché fa più audience, questo è tutto. Sette punti da Laurentiis, ma infatti non lo so, poi quando esce la notizia a breve la dichiarazione, chi la fa uscire? Come si fa a sapere?
che lo sta per dire, non ci dovrebbe dare la notizia, ha dato la cosa, vuol dire che evidentemente si sapeva già a sentenza avvenuta De Laurentiis vuole intervenire subito. A volte ci si prende un giorno, no? Il Napoli ha fatto molto silenzio nei giorni precedenti, però forse, come mi sono incazzato io a leggere certe cose, forse si è incazzato anche lui a sentirsi chiamare così sleale, mancanza di correttezza, l'alibi, la scelta, l'intenzione, le cose. Ottima domanda, Chris 8, perché gli acquisti delle altre squadre vengono sempre esaltati mentre i nostri sempre merde, però è anche questa è anche succede in tutte le squadre da parte di tutti i tifosi, ragazzi. Se voi andate a vedere i tifosi dell'Inter si lamentano di Brozovic e vorrebbero Fabian, per farvi un esempio specifico. Noi molti a volte ci lamentiamo di Fabian e io Brozovic lo ritengo un top completissimo, cioè fa schermo, è bravo coi piedi, fa tutta una serie di cose, lo ritengo un centrocampista completo, fantastico. Loro lo ritengono non adatto. Attenzione Lino Bailo, Valerio, amore. Che dici? Juventini meticci italiani. Che poi non è nemmeno questa i meticci italiani, sono senza patria. Perché Torino è torinista. Poi loro hanno raccolto nel mondo tutta una serie di tifosi che volevano vincere facile e che hanno scelto la squadra più vincente perché è più facile. Perché è più facile, questo è. I ringraziamenti degli altri amici bellini verso Lino Bailo. Lino Bailo è top player, ragazzi. Lino Bailo... sì, mi dissocio al fatto meticcio, mi dissocio, ma Lino Bailo è top player. Io ve l'ho detto come la penso, è una questione di raccogliere tutti quelli che non vincono e farli vincere facile con una squadra che di identità poi alla fine c'ha poco. Questo è. Tra un po' cominceremo a vedere gli aiutini e gli aiutoni, perché se stanno indietro in classifica sì, poi magari cominciano a delocalizzati, esatto. Poi magari cominciano a carburare, no? Se carburano e cominciano a giocare bene, gli aiutini non servono. Ma temo che ci vorrà un po' di tempo. Come faccio qua? Dov'è De Laurentiis? Parlami. ADL. Che poi ADL... Aurelio. E poi secondo voi lo farà dal tweet del Napoli o dal tweet di De Laurentiis? È uscito? È uscito? Leggo. È uscito il comunicato, ok. Sky? Vediamo un pochino. Gennaro Patrone. Sei il più preparato YouTube tifoso, giusto nei giudizi e nella tattica, un vero appassionato. Grazie mille, amico mio, che mi stai seguendo da Facebook, ma leggo che evidentemente mi segui anche su YouTube. Grazie a tutti quelli che stanno seguendo da Facebook, ragazzi, questo era un altro esperimento. Comunicato stampa, eccolo qua, ragazzi, 2 minuti fa, Official Napoli, quindi faccio lo screenshot e lo leggiamo immediatamente insieme. Allora, vediamo un pochino, notizie 10-11, ci siamo. Vediamo un pochino e lo metto subito in sovraimpressione e lo leggiamo insieme, è tutto live. Allora, posso cancellarmi io perché dovete leggere insieme a me. La Società Sportiva Calcio Napoli prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che sarebbe il CONI. La Società Sportiva Calcio Napoli non condivide in toto la sentenza, non condivide in toto
una sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della società, trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l'operato delle autorità sanitarie regionali. La Società Sportiva Calcio Napoli ha sempre perseguito valori quali la realtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l'unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio. Sono molto soddisfatto da questo tweet, dal tono di questo tweet, mi sa di una cosa anche di solito, no? Se tu ti prepari a una sentenza, un ricorso accettato o meno, tu ti prepari già, non è che lo scrivi di getto. Grassani o chi per lui, Lombardo, la comunicazione, va bene così. L'avevano probabilmente già preparata, l'avranno riletta, l'avranno aggiustata a seconda delle motivazioni. Cioè, avevano probabilmente preparato giusto l'impianto, no? Prende atto della decisione, non condivide in toto e poi vanno nello specifico sulle motivazioni della sentenza. Quindi per questo ci serve un pochino e non viene poi data immediatamente. Mi piace l'atteggiamento pulito, senza scantonare, senza dire siamo delle merde, siete delle merde, perché giustamente anche ci è abituato a cose del genere. Questo è un comunicato ufficiale ed è giusto così. Ripeto, si andrà al CONI. Il CONI comunque collegio di garanzia dello sport, quindi è comunque una giustizia sportiva. Non so se basterà. Se si andrà al TAR non so se possono ribaltare la decisione del giudice sportivo, però è importante che si sottolinei questo, e questo mi fa piacere, trascurando documenti chiarissimi dell'ASL, delegittimando l'autorità sanitaria e quindi di che mi dici A603? Fammi capire. CONI, collegio di garanzia dello sport del CONI. Esatto, significa che si può ancora tornare indietro sulla decisione della giustizia sportiva. Sì, io il problema, il CONI sì, ma forse il TAR no. Questo potrebbe essere. Comunque, questi sono discorsi molto tecnici su cui non posso andare poi nello specifico perché non ho le competenze tecniche, vedete, è pure una questione di onestà, se non ne so, non ne parlo. Io avrei scritto siete delle merde. Sì, Carlo Gennaro, più o meno la nostra reazione un po' è stata quella, però è giusta la risposta ufficiale, è un buon commento secondo me, sempre seguito i valori quale la realtà e il merito sportivo. E a me, capito, interessa, loro dicono fare in modo che il campo sia l'unico giudice. Ok, ma la cosa importante è non gettare le ombre inaccettabili di slealtà e non ignorare il documento chiarissimo. A me questo interessa. Questo mi interessa, che non puoi fare finta che il primo documento del 2 ottobre non era chiaro. Stai facendo finta per confermare la prima sentenza. Quindi questo è quanto, questa è la risposta del Napoli che noi aspettavamo, si andrà fino in fondo ovviamente, quindi noi di questo dovremo parlarne anche in futuro probabilmente. Non condivido in toto, non l'avrei mai scritto, nemmeno sotto tortura. È vero, anche io mi sono bloccato, se hai visto Francesco quando l'ho letto. Vuol dire che da una parte la condividi e lasci spazio all'azione delle controparti. Vedi gli avvocati. Io ho gli avvocati bellini in questo canale. Ho gli avvocati bellini. Ecco perché quando lo leggevo, dicevo non condivide in toto. Vuol dire che in parte condividi. E allora se in parte condividi vuol dire che gli stai dando ragione e lasci. Ma questa è una questione di... Anche se hai ragione, non puoi dare ragione a chi ti ha dato torto, è un fatto legale, ovvio, basta vedere i film americani bellissimi sull'avvocatura. Se fai così ti esponi al cavillo che poi loro utilizzano per darti torto. Per esempio nella questione della Roma, la Roma ha ammesso di aver sbagliato, basta quello, confermiamo il 3-0 a tavolino, il buon senso non ci interessa. Se tu ammetti di fronte al giudice, dice sì,
abbiamo sbagliato, però ascoltatemi il motivo, loro quelli dicono hai ammesso che hai sbagliato, punto e basta, sai che questo errore l'hai ammesso, quindi eri consapevole, non si può, non si può vincere sotto questo punto di vista. Quindi l'amico Bellino avvocato ci dà anche una specifica una tecnicalità, come si dice? Un tecnicismo. Oppure dice in toto vuol dire giusto, non vuol dire totalmente. E beh, è scritto manga chiave però. Perché dovevano scrivere non condivide assolutamente per renderlo chiaro. Se tu dici non condivide in toto, sembra che qualcosa la condividi e qualcosa no. Invece, se tu vuoi dire in toto non condivide praticamente niente, da amante dell'italiano è scritto manga chiave. Se mi permettete. Poi dopo, insomma, un avvocato ha detto lui non l'avrebbe scritto, quindi mi fido di quello che dice lui. Ho capito che quello che sta dicendo non condivide totalmente, ma credetemi, in italiano è scritto manga chiave. Permettetemi questa cosa qua. Poi dopo, ovviamente, questo è solo un comunicato, non è un atto ufficiale che va in corte che loro possono utilizzare così. Oddio, i tweet sono atti ufficiali, ma è di facile lettura, si può dire tranquillamente che quello si intendeva. Ma l'espressione latina in toto, Bruno Monti, grande, l'espressione latina in toto tradotto letteralmente significa per intero. Si usa, ho capito, ma se tu la leggi così, non condivide per intero, purtroppo lasci sempre il dubbio, non condivide per intero, cioè per qualcosa la condivide, non lo condivide per intero. Capite quello che voglio dire? Forse sto impazzendo io con l'italiano e con l'inglese, non lo so. Comunque sia, questo è il Sesso degli Angeli, il grande Bruno Monti da Facebook. Ragazzi, tutti quelli che mi stanno seguendo da Facebook, passate per favore, fatelo per me perché questa è una giornata particolare, passate per YouTube, lasciate un'iscrizione, iscrivetevi al canale, lasciate un like, non vi dico di passare per lo store, non vi dico di passare per Instagram, ma lasciate un like e un'iscrizione su YouTube, perché poi anche tramite il canale Telegram Caffè Napoli 1926 che trovate, potrete sapere tutte le notifiche, non vi perdete neanche un video quando vado live, perché ne parliamo live tutti quanti. Ragazzi, non condivido in toto, è abbastanza eloquente, vabbè, comunque non ci dobbiamo interamente, vabbè, ripeto, non condivide interamente, continua a lasciarmi dei dubbi, suona male, ecco, suona male. Meno 8 per i 250, ragazzi, arriviamo a 250 a questo punto, visto che ci siamo, visto che altri vedo che stanno entrando e aumentano i mi piace. Chiedo agli amici miei, il canale Telegram Caffè Napoli 1926, dovete assolutamente iscrivervi, ma vi chiedo in questo momento, visto che si stanno entrando, li leggo, non li metto in sovraimpressione, ma li leggo, stanno entrando altri personaggi che lasciano il non mi piace, vogliamo un attimo combattere contro questi disonesti che ci accusano a noi di disonestà. Pagliacci, avevate paura, 1-1 col Crotone, avevate paura, 4-1 con l'Atalanta, noi, avevate paura, lasciate il like, avevate paura. Sono d'accordo con te. Una virgola fa la differenza, sono d'accordo con te. Comunque, dovevano scrivere in alcun modo. Fabio, io poi l'italiano, io l'ho sempre amato, cioè è una cosa, io amo il napoletano, ma la lingua italiana mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Io prima di voler fare il musicista, volevo fare il giornalista, e quindi questa cosa sta tornando. Però alla fine lo stare 10 anni in America mi crea un po' di difficoltà, perché il cervello si sdoppia, cominci a pensare più in americano, in inglese, però resta una mia grande passione l'italiano, la lingua italiana, il parlar bene, è una cosa importante che mi piace. Esatto, Alex. E quindi
Mi piace il fatto che facendo YouTube sto riprendendo un pochino l'italiano e mi sto riabituando a parlare italiano tutti i giorni, cosa che non facevo più, e quindi così lascia un pochino il tempo che trova. Stiamo a 237, quelli che vedo io, poi se sono di più fatemelo sapere, faccio un riaggiorno della live, vediamo un pochino se si vede, se non si vede. Quanti mi piace? Ah, no, 248. Ah, interessante. Allora probabilmente dobbiamo lanciare un Forza Napoli di quelli dei nostri, eh? Anzi, fatemi vedere una cosa, fatemi vedere una cosa. Se riesco a farlo al volo, lanciamo un nuovo comando, login. Lanciamo un nuovo comando al volo che sarà ok, facciamo così, ci siamo. Voi lasciate... Ah, 252, bravissimi! Bravissimi. Allora, voi ricordate che abbiamo il comando punto esclamativo, quello di là. Adesso lo facciamo diverso. Ah, non vi dico che cosa dice, lo scoprirete da soli. Lo scoprirete da soli, ragazzi, è bellissima questa cosa qua. State pronti, state pronti. Lo dovete fare tutti quanti insieme. Ah, troppo bello. Peccato che queste idee non mi vengono insieme contemporaneamente né prima né dopo. Ok, allora, l'ho fatto. Il comando è state pronti. Allora, facciamo un attimo di silenzio. Facciamo un attimo di silenzio. Il comando deve essere tutto attaccato, tutto minuscolo, tutto attaccato, tutto minuscolo, deve essere punto esclamativo Juventini e vedrete il bot cosa risponde. Via! Fatelo uno alla volta, tutti insieme, vai, sfogate, punto esclamativo Juventini, tutto minuscolo, tutto attaccato, vai. E a Neschio gli tiro anche lui le orecchie, se dice questo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, se Neschio dà un colpo alla botte e uno al cerchio, ci facciamo sentire. Non ti preoccupare, amore mio. Non vi preoccupate. Vai, Juventini. Eccolo qua, guarda il Nightbot come risponde. Perché vanno trattati con l'ironia. Vanno trattati con l'ironia. Noi non li dobbiamo nemmeno insultare, noi dobbiamo essere superiori e li dobbiamo trattare con ironia e con la realtà dei fatti. Avevate paura? 1-1 col Crotone. Avevate paura? 4-1 con l'Atalanta. Avevate paura? Avevate paura? Pagliacci, avevate paura? Avevate paura? Questa è la voce poi dello Juventino dietro alla tastiera. Avevate paura? E Raffaele Cipolletta, se lo fai da Facebook non credo che funzioni. Non credo che funzioni. Funziona solo su... Però non lo so, può essere, no, forse solo su YouTube. Sì, solo su YouTube. Leggendo le due sentenze non c'è speranza al CONI, dice Sandro Tesone. Francesco Esposito: non esiste il più grande impedimento per l'avanzare della conoscenza che l'ambiguità delle parole. Vedi gli avvocati, come ci fa? La qualità è troppo alta in questo parlato, è troppo alta. Francesco, ma tu che dici? Questa cosa ci può dare dei problemi poi al CONI, questo tweet che è un tweet ufficiale, quindi può andare agli atti, oppure semplicemente noi stiamo facendo il pelo nell'uovo e a prescindere la cosa del CONI non riguarda quello, ma è probabile che sia comunque non venga ribaltata, perché il CONI è sempre giustizia sportiva e loro si coprono le palle tra di loro, le spalle tra di loro. Questa è la mia domanda all'avvocato, l'avvocato Bellino. Che si vinca o che si perda, solo e sempre, lo sappiamo. Avevate paura? Avevate paura? Ah, già fanno un video solamente dove faccio la voce di Juventini. Avevate paura? Mi metto la maglietta, ho una maglietta a strisce. Avevate paura? Avevate paura? Avevate paura? Mannaggia miseria.
Noi di Napoli e Roma gli stiamo sopra alla zebra. Pablox. Per ora sì, poi dopo succederanno cose arbitrali inimmaginabili e ci supereranno e vinceranno il 10° scudetto. Perché ragazzi, poi che dovete capire, io ho una convinzione che quando Calciopoli, quando loro sono stati retrocessi, loro hanno detto, guardate, no, non è una convinzione, loro l'hanno detto effettivamente alla Lega, noi vi denunciamo per danno di immagine, eccetera, eccetera, e vi denunciamo per 300 milioni, non so quanta era la cifra in ballo. Se non succede che la gara succede che dobbiamo rientrare subito, 10 scudetti. 10 scudetti è il minimo dopo l'affronto che ci avete fatto. E chi le sono cagate sotto perché sarebbe fallita la Lega Calcio con la Juventus contro, e quindi contento per la conferma del 3-0 del Verona alla Roma, forza Viola e forza Verona. Questo è un amico tifoso Verona, tifoso Fiorentina, sono gemellate le due? Le due cose sono separate. Io non, ovviamente, ho fatto l'esempio del semaforo, no? Se io passo col rosso e non investo nessuno, non ho creato uno svantaggio, non ho creato un vantaggio, però sono passato col rosso, se la regola è quella mi devono fare la multa. Il buon senso non viene chiamato in causa. Il comunicato ufficiale dell'ASL in cui al pedito di volare e lo reperirò Marco, in questo momento è complicato perché voi dovete sapere che io ho conservato tutto su un hard drive, su un hard disk esterno, e quindi non lo posso fare, però porterò tutte le cose. Viri si l'ha già fai, se non l'ha da farla o Napoli. Comunque ci dicono è un atto ufficiale. Voglio dire, a casa mia solo mio padre juventino, lui ha detto che la partita doveva essere rinviata anche perché lui, vivendo in Campania, capisce il problema che avevamo e oggi stesso abbiamo. Vedi, basterebbe un po'. Questo è il famoso buonsenso. Questo è il famoso buonsenso. Mannaggia miseria. Mannaggia la miseria. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio. È stata una live dura, ho sfogato. Se non l'avete vista tutta dall'inizio, vi consiglio di vederla da capo, cioè di scorrere indietro e andarla a rivedere, perché quando è uscita la sentenza eravamo in diretta e quindi io l'ho letta in diretta e mi sono fatto afferrare per pazzo. Avevo prima letto quella della Roma, dopodiché dopo pochi minuti arriva la sentenza per il Napoli in diretta ed è successo di tutto nella mia live. Sono entrati i juventini, gli insulti, il razzismo, eccetera eccetera. Come vedete il numero dei non mi piace è bello alto, ma anche il numero dei mi piace, siamo arrivati a 250, che per me è tanta roba considerato quanti iscritti ho. Vi consiglio di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale Telegram che trovate in link in basso in descrizione, perché facciamo live, perché facciamo approfondimento, perché vi parlo di tattica. Io la maggior parte delle volte parlo di tattica, di approfondimento di campo, perché quello è il mio argomento preferito e penso di capirne un pochino e vi do approfondimento così. In questo caso abbiamo dovuto affrontare questo argomento scottante che non mi piace, che però bisognava affrontarlo perché era l'argomento del giorno. Ho deciso di farlo live. Quindi iscrivetevi, farò un video probabilmente breve dove riassumerò il mio pensiero, perché è importante, perché nessuno sa avere sta like. Se te la vedi tu sei il mio eroe, ma nessuno sa avere tutto quanto a like, quindi farò un recap generale a freddo di questa situazione qua. Vi voglio un sacco di bene, grazie a tutti per il supporto, per tutte le donazioni. Non riesco a recuperare tutti i nomi, ma siete nel mio cuore e vi ho fatto vedere durante la live, e dopodiché sapete come trovarmi, come contattarvi. Vi abbraccio, state tuned perché ci possono essere novità, e il segreto